Cominciamo, direi, cominciamo. Allora, sponsorizzato dal Fruito.net. Prima di tutto datemi conferma che si sente, si dovrebbe sentire. Se no andiamo in difficoltà. Datemi le conferme, lasciate i like. Si sente? Ok. Grazie Camilla, grazie a tutti. Giornata densa di emozioni. Avevo preparato questa live a metà perché io avevo dato già per scontata la vittoria della Juventus. Mi sono guardato un film, stavo guardando, non l'ho guardato. Il telefono, ho tolto le notifiche. Mi sono arrivati dei meme del rigore di Milik, poi Milik l'ha segnato, il Bologna è andato in vantaggio, adesso la Juventus vince, non c'è problema. Voglio mettere in chiaro che non c'è problema. Che mancano 18 punti, che se la Juve vince può arrivare a 80 e se la Lazio le vince tutte, sempre vincendole tutte. Pietro, non l'hai visto Madrid Adriga ha fatto dei saltini da ballerina, insomma ci sono dei meme vari, forse ve lo posso far vedere proprio al volo. Aspetta, perché è bellissimo. I meme sono alla fine la nostra gioia, noi ci divertiamo. Non si vede il verde del campo, ma va bene comunque. Sì, la Juve sta pareggiando, poi se finisce così non ci interessa niente, che loro finiscono e possono arrivare a 7. Michele, ecco, mettiamo le cose in chiaro e parliamo subito, perché mi dovete aiutare voi per l'analisi questa volta. A Salerno hanno vinto lo scudetto, che caroselli. Comunque tra Juve e Bologna non so chi sbaglia di più, mamma mia, grande Michele, che poi noi tra di noi abbiamo questa cosa che si vede prima l'errore di chi subisce un gol e poi la giocata, Michele, mi fa impazzire. E quindi voglio parlare perché è chiaro, voi che mi seguite non vi siete persi niente. Stamattina con una santa pazienza mi sono svegliato, ho guardato la partita tra Inter e Lazio, grandi emozioni, con la Lazio che va in vantaggio e poi l'Inter che ribalta tutto. E allora ho deciso, ok, si va, piove tantissimo qua a New York oggi, il cielo sta piangendo. Siamo riusciti ad andare al club e mi fermo un attimo perché Francesco Fucci ha qualcosa da dire. È solo un abbraccio che durerà un po' di più. Bellissimo Francesco, si vede che hai la penna per scrivere romanzi. Grande Francesco. Sì, la voglio vedere così e voglio... È chiaro che resta l'amarezza, non possiamo far finta che non ci sia amarezza, perché eravamo pronti ad esplodere e ci hanno chiuso questa esplosione, però ci hanno solo messo un cappotto alla fine addosso e mantiene l'esplosione. Poi dopo, appena il cappotto si leva e esplodiamo lo stesso e ce l'hanno solamente rimandato, ma va bene così. Grandissima Rita, like a profusione, avevo visto anche Polly. Mettete like ragazzi perché poi i like sono usciti dei video strani perché ho dovuto fare il video che ho postato su Instagram, poi il video di reaction montato al volo subito dopo la live fatta al volo in città, tante emozioni. Adesso riprendiamo le fila di come noi facciamo il canale e quindi
si va live con calma nello studio, perché anche queste cose non aiutano. Io mi devo vedere la partita, non posso stare in mezzo ai tifosi, non lo posso proprio fare. È come un po' insomma la musica, no? Quando tu diventi musicista, automaticamente senti una canzone in radio, non riesci ad ascoltartela con quella tranquillità. Mi sento una canzone, no, senti tutte le piccole cose, devi sentire come è stata prodotta, che tonalità è, perché sono andati, hanno fatto la variazione minore, maggiore, eccetera, eccetera. Il calcio è un po' così per me. Adesso la devo vedere con tranquillità e la rivedrò. Quindi voi vi iscrivete al canale, cliccate sulla campanella, canale Telegram e tutto, perché domani ci sarà analisi tattica e non è ancora tempo, vogliono farci fare ancora più tattico. Va benissimo. Non è ancora tempo di togliere tutto da mezzo e dare 10 ai voti a tutti i giocatori. No, daremo i voti reali. Il senso di appartenenza, non capisco i Salernitani e queste facilità davvero sciocchi. Lo so, ma poi c'è chi ha solo questo. C'era un periodo in cui il Napoli, non lo so, tu penso sia un tifoso più giovane. Noi della vecchia guardia, c'è stato un periodo in cui veramente bastava battere una di quelle più grandi ed era una soddisfazione generale. Ti facevi un campionato medio senza rischiare la retrocessione, senza poter andare a lottare per lo scudetto, però ti toglievi 2 o 3 sfizi durante la stagione ed esultavi come se quello fosse il tuo obiettivo. E ci sono delle squadre che in questo momento vivono questa fase, cioè battere il Napoli o fermare il Napoli significa esultare, significa pavoneggiarsi, ed è giusto così, perché il Napoli è la squadra più forte del campionato e credo ancora la più forte in Europa. Devo controllare tra Barcellona, Benfica. Il Benfica sta di nuovo a 7 punti, però poi noi non possiamo crearci drammi, perché il vero dramma, per esempio, lo sta vivendo in questi giorni l'Arsenal, e loro rischiano veramente, veramente tanto, non solo perché la seconda è molto vicina e ha delle partite da recuperare, ma perché la seconda è il Manchester City. La nostra seconda invece viene meno, abbiamo visto la Lazio, viene meno la Juventus. È prolungato, esatto. E se ci pensiamo con questa sorta di metafora un po' sessuale, ve ne potrei parlare nello specifico, ma poi non è delicato, non è elegante parlare di quando tu stai per perdi un po' il controllo del tempo, ma lasciamo perdere. Erano collegati 200 paesi, sì Nicola, è chiaro, si è creato, ovviamente da Napoli sono partite le maratone, penso di essere uscito anche a Canale 21 tramite l'amico Mike, che anche lui streama da New York, insomma belle buone mi hanno preso, e nella reaction si vede che non posso fare nessun collegamento durante la partita, ma siete completamente impazziti e io mi devo concentrare. Però sì, c'erano le televisioni di tutto il mondo, anche lì a New York c'era attesa, e va bene, e devono tornare, e li facciamo tornare, e sarà giovedì, sarà più complicato perché è un feriale, e qui a New York saranno le 2:45, benissimo, che si deve fare? Si fa. È tornato Rosachier, nel caso siamo pronti con i TVB. Sono dell'idea che l'aver spostato la partita abbia messo un po' di ansia a tutti, i giocatori compresi. Nicola, al di là dello spostamento della partita, con cui io non ero d'accordo, ve le ho spiegato i motivi, se volete ci ritorniamo, perché qualcuno scontenti sempre, crei un'ulteriore polemica, lo capisco, l'ordine pubblico assolutamente ha sempre la priorità, però ovviamente io l'avevo pensata questa cosa, ve l'avevo detto, dice se poi non succede, poi dicono ma ha fatto tutto sul puntello per senza poi adesso che facciamo? Spostiamo, perché ho sentito anche una cosa, dice forse la partita dell'Udinese la anticipiamo alle 6:30, non lo so come funzionerà, se hanno più, perché poi è meglio che la festa sia con la luce del sole e non di notte, è complicato, non siamo abituati a tutto questo e nessuna città credo sia veramente abituata a tutto questo, perché Napoli è l'unica grande città dove c'è una sola squadra. Se si festeggia il Milan, mezza Milano probabilmente non scende a festeggiare. Idem se succede all'Inter. A Torino, la Juventus, ce ne sono pochissimi di tifosi della Juventus a Torino, sono tutti in giro per il mondo. Roma e Lazio, stessa cosa. Di conseguenza, Napoli è una situazione particolare, lo dobbiamo
Scusate, ho perso un po' la voce, però va bene così. È una situazione particolare. Nello specifico l'ansia ci sta, come l'avevamo noi da tifosi. Perché? Perché non siamo abituati, e molti mi hanno scritto e sono orgogliosissimo che alla fine poi, invece di farsi prendere dallo sconforto, certo c'è un po' di amarezza, c'è il minuto di collera che ci dice Guido, però abbiamo altre 6 possibilità per farlo, e quello che esce fuori è che anche questo fa parte del percorso, perché questa squadra deve abituarsi a queste partite con lo stadio pienissimo, con quella voglia di esplodere, ti si fermano un pochino le gambe, ti viene un po' il tiro un po' più centrale, sai che il pallone è un po' più pesante. Anche questo fa parte del percorso, perché il Napoli non è abituato a queste finali, le finali, però non si possono chiamare finali ancora una volta, perché le finali non si pareggiano, le finali arrivi al risultato, perdi così. Napoli-Verona, Napoli-Salernitana, all'epoca l'Empoli, il Siena e lo Spezia. Il Napoli non è abituato a questo e bisogna fare percorso. Anche questa è una fase importante. Giovedì, ecco. Giovedì con il 3. Benissimo. È finita. E vedete che anche questo vuol dire anche la Juve aveva un match point. Non lo so se ce l'ho qua, si vede mezzo Osimhen. Dove sta? Ah, loro con il Bologna dovevano vincere, non ha funzionato anche questo. Però noi dovevamo vincere con la Salernitana, non abbiamo vinto. Va bene, ci siamo resi conto che queste tabelle non servono a nulla. Matematicamente fuori dalla lotta scudetto. È giusto, caro Carlo, perché lo vedete qua, è molto semplice da fare. Il Napoli è a 79, quindi la Lazio può arrivare a 79 top, nel senso che se la Lazio ne pareggia un'altra stati bene, non puoi arrivare a 79, e la Juventus arriva a 78, quindi non ce la fanno, quindi resta solo la Lazio, come avevamo detto. Ridategli punti, non ha più importanza. E anche la Juventus aveva una grandissima possibilità di far di nuovo sognare i propri tifosi, fare nuove tabelle. Adesso le vinciamo tutte fino alla fine, e invece no. A sentire la conferenza di Sosa, meritavano loro di vincere la partita. Amico mio, non volevo prendere, ma a questo punto prendiamolo lo spunto, perché la Salernitana fa 0,25 meno della Juventus. Calma fa, guarda, vi faccio vedere tutti i pallini. Salerbe, lo vediamo, perché comunque vogliamo parlare di un Napoli stanco, vogliamo parlare di un Napoli un po' meno brillante, vogliamo parlare di tutto quello che vogliamo. Il Napoli crea 1,93, quindi quasi 2 gol, e la Salernitana non li crea. Non crea nemmeno il gol che fa un gol pazzesco e quindi questa è la situazione. Li vedete tutti i pallini azzurri che in qualche modo abbiamo provato a sfondare, e questa non mente, poi dopo si deve vedere nello specifico. Michele, voglio comunque uccidere il campionato, più 18 e sto, e non hai torto, perché poi si deve chiudere come si è cominciato, si deve imporre il dominio e deve rimanere questo fatto della pescheria. Grazie Michele. Pescheria fa troppo ridere questo. Allora, Spalletti, non siamo quelli dei gironi Champions League, la palla non viaggia, bisogna attaccare la linea alle spalle, e qui scontiamo Victor post infortunio e il mancato attacco di Zambò e Piotr sulle seconde palle. Grande spunto tattico, questo mi serve. Io ho sentito un pochino Spalletti nel post mentre ero in macchina a tornare a casa. Grazie sempre Valeria. Approfitto, ovviamente non so quando arriveranno tutte perché la spedizione non me ne occupo io, però di solito sono abbastanza veloci, di solito ci mettono quei 7-10 giorni massimo.
comprese insomma le domeniche, eccetera, eccetera. Quindi, quelli che sono andati sul fluido.net a comprare gli ultimi vessilli in questi giorni, potrebbero, magari il Napoli l'ha fatto per voi. Magari il Napoli lo ha fatto per voi, io adesso posso comprare, lo faccio stasera. Ordino quella verticale con Di Lorenzo e i nuovi vessilli me li compro tutti i prodotti che ho messo sul fluido.net, in modo tale che vi arriva il vessillo e poi festeggiate, portate il vessillo in giro in piazza. Non eravate pronti, non avevate ancora i vessilli. Allora, grazie mille Valeria, e lo spunto tattico mi serve perché, ripeto, la devo rivedere, guarderò tutti, non guardo gli highlights, mi riguardo tutta la partita perché un pochino il maxi schermo, un pochino i tifosi, no, non ho proprio idea, non ho scritto niente, non so niente, per fare i voti, per fare l'analisi bene, capire il momento in cui il Napoli ha preso il gol, come l'ha preso, insomma, dobbiamo vedere. Dicono tutti così, poi fanno 0,01 periodico di XG. Sì. Allora, Fablone. Buonasera amici Bellini e Mod. A Valerio manca un punto in 5 partite. Se poi Sarri non batte Sassuolo mercoledì, vince. È giusto perché poi non ci possono raggiungere. Però ne perdono un'altra, ne perdono un'altra, la vedo dura, senza manco giocare. Chi d'albergo ferisce, e hai ragione Fabietto. Noi però dobbiamo vincere noi, basta. Seguiamo Spalletti, perché non ci va bene quando vedi perdere la Lazio e noi non ne approfittiamo. Seguiamo Spalletti, lui non augura di perdere a nessuno. La Lazio faccia il suo campionato fino alla fine, vincesse 6 partite consecutive, arrivasse a 79 e noi chiudiamo a 85, 86, 87. Fate gli screenshot, fate i video così e dobbiamo chiudere a 86. Non voglio sapere nulla. Non arriviamo ai 91 di Sarri sicuramente, però va bene così. Va benissimo così e non fa nulla. Quello l'ho visto, sai Michele, è stata la mano di Dio e ti devo dire la verità, apprezzo l'umorismo. È un umorismo pulito, è un umorismo che va dritto al cuore, lo senti, non è stato di mano, è stato un gran gol, è stato mancino, quindi non si paragona Dio a Maradona, però è un gioco di parole che merita. Queste cose qua noi le apprezziamo, altre cose sono fuori luogo. Aniello, voglio vincere lo scudetto dal divano. Chi di divano perisce, di divano gioisce. Eppure va bene, eppure ci sta. E poi pure Diaz. Va bene così. Allora, contro il Sassuolo la Lazio non vincerà, ma noi pensiamo a noi. Esatto, il Napoli è meglio se gioca fuori casa, ora sente troppo la pressione. Anche questo ci sta, Ciro. Io nel ricordare che la squadra è un po' stanca perché l'impianto di squadra, adesso arrivo Diego, l'impianto di squadra è sempre quello e soffri. Se parliamo di Kvara ce lo dobbiamo ricordare che è venuto praticamente senza fare vacanze, che ha finito il suo campionato tardi, è venuto, ha ricominciato subito. Osimhen un po' acciaccato, altri che hanno giocato tantissimo, ci sta, e ci sta anche considerare che è una squadra giovane e da qualche parte qualcosina la devi perdere, perché Spalletti lo disse a inizio campionato, io sto facendo un recap dei recap, i famosi recapponi, i ricapponi proprio, perché bisogna vedere cosa pensavamo noi stessi dell'inizio del Napoli, bene, poi stentato con Lazio e Fiorentina e poi bene, per capire quando proprio c'è stata proprio quella convinzione che stanno vigilando a vincere lo scudetto, e si è fatto. Quindi dobbiamo ricordarci che anche Spalletti disse, però vi siete fatti bene i conti di quelli che sono usciti e di quelli che sono entrati. Noi adesso col senno di poi lo sappiamo, che quelli che sono entrati hanno fatto molto bene, Kim, Kvaratskhelia e tutti gli altri. Citiamo anche Oliveira a questo punto. Però sappiamo che quelli che sono venuti meno non li dobbiamo poi considerare gli ultimi del carro, perché hanno fatto cose straordinarie. Se parliamo di percorso e di programmazione che ha portato allo scudetto, quelli là che se ne sono andati, gli Insigne, i Mertens, i Koulibaly, non li possiamo dimenticare.
anzi dobbiamo includere anche Reina, Callecon, Cavani, Lavezzi e Hamsik, tutti devono entrare in questo percorso, perché si cresce come società, si arriva agli appuntamenti un po' più pronti, e il Napoli è arrivato a certi appuntamenti più pronti, perché durante il campionato ce ne sono state tante di porte girevoli, di storie dove tu potevi uscire dal binario e non rientrare più, e invece con tenacia, con forza, anche con fortuna sei riuscito ad andare avanti. Vincere 2 volte con la Roma, vincere 2 volte con l'Atalanta, e mica è poco. Quindi bene, bene il Napoli. Adesso si paga un pochino anche questa cosa del giovane che sta lì per aprire la porta, che ti porta nella leggenda e ti rende immortale, perché a distanza di anni si continua a parlare del gol di Baroni, e chi se lo sarebbe ricordato più, e oggi potevamo parlare del gol di Olivera, e anche giocatori che magari non diventano dei fuoriclasse assoluti. Quindi un pochino si soffre, come la stiamo soffrendo noi da tifosi, che non vediamo l'ora di esplodere, giustificatissimi, anche se i ragazzi hanno un pochino le gambe che tremano. Nonostante questo, mi piace sottolineare che il Napoli la partita l'ha fatta, non si è bloccato. Allora, fammi recuperare il messaggio di Diego, sempre gentilissimo, perché io vado lungo. Quel maledetto ultimo punto, forza Napoli, grande Diego, e anche qui puoi scrivere un capitolo a parte. Lo fanno per te. Tu poi mi dovrai scrivere praticamente, non avevi giudato, calma con questi caroselli, calma. Tu mi scriverai poi una cosa, io farò un video dove leggo quello che tu mi scrivi. Mi scriverai una paginetta e la leggerò. Ha fatto un 2 gol e non c'è dubbio. Vedete? River Johnny, quello che apprezzo della tua community è che è diversa dal resto del clima dei tifosi del Napoli. Credimi, Vale, non hai idea di cosa stiamo ricevendo da 36 ore, insulti di ogni genere, siete gli unici. Grazie River. Allora River, chi è più attento della community lo sa, River è un tifoso della Salernitana che apprezza il Napoli, che è simpatizzante ed è contento, si è fatto tutto il percorso insieme a noi ed è contentissimo che stiamo vincendo. Può essere un unicum, come River può essere un unicum, noi come community siamo un unicum, che certamente non ce l'andiamo a prendere, non andiamo ad insultare i tifosi della Salernitana. Ma che motivo ci sarebbe di insultare i tifosi della Salernitana se la Salernitana ci ha pareggiato 1-1? Certamente non è merito né colpa dei tifosi. Certo, io capisco poi lo sversare un pochino di rabbia eccessiva, perché quelli che ti sei sentito dire tu, tifoso napoletano da Salerno e non solo, in questi giorni o in questi anni, è chiaro che poi ogni tanto ti porta a una reazione. Noi cerchiamo di mantenere i toni più bassi possibili, perché mi piace così, e va bene. Pensate, vi dirò una cosa, vi faccio una confidenza. Adesso però prendo il messaggio di Tore Falanga e vi devo dire 2 cose che mi sono venute in mente. Squadra stanca. Ho guardato a tratti mentre suonavo. Kvara, nonostante tutto, sembrava comunque volerci provare. Fa niente, manca un punto. Forza Napoli, Waiu. Bravo Tore, il discorso Kvara va approfondito, perché a un certo punto Spalletti dice sì, facevamo bene i passaggi, poi serve qualcuno che si prende un po' il coraggio di fare qualcosa in più, di essere meno prevedibili, e Kvara è l'unico che ce l'ha e lo fa. E se anche qualche volta viene raddoppiato e non riesce ad andare fino in fondo, almeno lui ci prova, e il provarci significa avere personalità, significa avere coraggio, significa sbagliare un dribbling, non senti quella cosa, oh, ma ne sbaglio un altro, ci riprovo, è tenacia, è stoffa di quello che ci crede. Mi piace così. Che poi non sia efficace va benissimo, perché l'abbiamo detto, è un po' stanco anche lui. Il Kvara del girone d'andata le avrebbe fatti un paio di gol oggi. Credo che non c'era problema, e comunque nonostante i raddoppi e i triplicanti comunque si arrivava a fare. Sì, Angela, ci raggiunge Guido e ha detto che ha delle cose belle da dirci, quindi io ho chiesto il suo aiuto, anche perché se ci fosse troppa amarezza, Guido secondo me ci può venire in aiuto in questi casi.
Le due cose che vi volevo dire: ad un certo punto, visto che nel Club Napoli New York c'erano degli esponenti che prendevano ogni tanto il megafono e facevano partire i cori, bravi loro, perché comunque ragazzi è difficile, non è facile, ho capito due cose. Primo, ho capito perché il San Paolo Maradona è un po' più moscio rispetto alle altre tifoserie in generale. Poi penso che oggi le curve abbiano cantato e sia stato uno spettacolo, però penso di aver capito, perché anche nel club a un certo punto cercavano di far partire dei cori e noi un poco con difficoltà li seguivamo. Perché c'amma vedere la partita. E io ho capito questa cosa qua, che secondo me il medio tifoso napoletano è interessatissimo alla partita, a come va la partita, a vedere se stanno giocando bene, a vedere se la sua previsione magari viene smentita oppure viene così. Diciamo a guardare la partita. Non possiamo distrarci a fare i cori, mentre alcune tifoserie magari ci pensano di meno alla partita, alla giocata e alla tecnica, fanno partire i cori e sembra tutta una festa. E questa è la prima cosa. Seconda cosa, ci siamo appropriati del coro, non lo ripeto perché sennò l'algoritmo ci penalizza, come dice così. Ce ne siamo appropriati, si canta con gioia, a me non piace, mi sono reso conto standoci dentro che non mi viene da dire, non mi viene da festeggiare, l'ho fatto un pochino, poi ho detto ma che stavo facendo? Aggiungo, ed è importantissimo, ad un certo punto parte un coro timido, quello là degli anni '80, ve lo ricorderete perché ogni tanto ce lo rinfacciano. Un solo grido, un solo allarme, bla 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 bla. C'è stato il silenzio assoluto, c'erano 300 persone nel club, c'è stato il silenzio, nessuno ha ripetuto questo coro che era partito dal megafono. Cosa vuol dire? Vuol dire che la sensibilità è cresciuta nel tempo e ci siamo resi conto di quanto è brutto poi augurare una cosa del genere. Nessuno l'ha seguito. Quindi, se è vero come è vero che ogni tanto ci possono recriminare questa cosa qua, negli anni '80 quella roba per noi è finita e loro continuano oggi, nei 2023, ad augurarci morte, eccetera, eccetera. Noi non più. Era un campione, magari si fa nel resto dello stadio, non lo so. Però mi piaceva sottolinearlo e io quando poi ho sentito il silenzio mi sono girato, qualcuno mi avrà visto e detto non ha funzionato questa cosa, non piace alla gente. Molto bene. Allora, guarda che anche le altre non è che cantino tanto, i tifosi della Roma hanno iniziato a cantare al 93esimo quando la Roma ha segnato e questo è quando poi il Napoli segna, chiaramente si crea quella cosa, poi dopo nel momento in cui subisci il gol cade il mutismo e lì probabilmente io vorrei, da tifoso che la guarda in TV, vorrei vedere tutto lo stadio insorgere ancora di più per dare una spinta totale. E andare allo stadio, ragazzi, è una gioia, è un piacere, ma secondo me è anche una responsabilità. E lo diceva l'altro amico mio abbonato, io devo dare tutto, devo perdere la voce, se no non ho fatto il mio dovere. Quindi sì, anche la Roma deve fare di più. Per giustizia divina vedrai che lo scudetto questa volta lo vinceremo in albergo e può essere, Davide, a questo punto per come si è messa, visto che andiamo a vedere, tocca mercoledì 3, Atalanta Spezia, Juventus Lecce, non ci importa più niente, Salernitana Fiorentina, non ci importa più niente, Sampdoria Tonino, Hellas Verona Inter, non ci importa niente, Milan Cremonese, Lazio Sassuolo, ci importa. Alle 3 Lazio Sassuolo e Monza Roma e noi siamo il giorno dopo, in questo momento ancora alle 20:45, non sappiamo se tutto questo cambierà e io devo ringraziare Nicola Bevilacqua con un super sticker che voi potete vedere nella vostra chat e io non lo vedo ma io lo apprezzo e ti bacio. Su con i like, dice Polly, fatemi sapere a quanti like stiamo, tra la live di prima a New York, la live di adesso, dobbiamo arrivare a 1000 like perché noi siamo quelli che al di là del risultato andiamo fino in fondo. Non ancora, quella mia risposta, hashtag non ancora, calma, non ancora. Non ancora. E vedi Rita e Polly ringraziano Nicola e io ringrazio voi ragazze. Polly poi non lo faccio vedere, non ancora.
Non ancora. 150 like, siamo 350, male proprio. 180, saliamo. Comunque in campionato non vinciamo in casa dall'11 marzo, vittoria contro l'Atalanta, e in generale non vinciamo in casa dal 15 marzo in Champions contro l'Eintracht. È passato un po' di tempo, ma è chiaro che il Napoli sta in una fase un po' di flessione, ragazzi. Abbiamo dimostrato, anche vincendo, abbiamo vinto bene col Torino, poi con Lecce già servito un autogol. Abbiamo smesso un pochino di essere cinici sotto porta e disegnare tanto. Il gol è diventato un pochino un problema, ma secondo me è fisiologico. Non puoi fare una stagione dove non molli mai e sei sempre freddo e sei sempre decisivo, va a 1000 all'ora il pallone. Ci sta. Allora, se ne è parlato tantissimo, l'ho letto in giro, il cambio, paragonando il cambio di Icardi con Santon, che poi all'epoca ci tocca da vicino, quindi Spalletti e i suoi cambi. Onesto, la sensazione dal club era standing ovation ad Olivera, perché il Napoli non mi sembrava in difficoltà. Per dare una standing ovation ad Olivera meritata e per dare la presenza in campo a Juan Jesus che era meritata. Contemporaneamente ti copri un pochino, perché Juan Jesus può giocare terzino, ma è fondamentalmente un centrale, o fa il braccetto di sinistra, ti copri un pochino, loro avevano messo un'altra punta, quindi bene o male fai un discorso anche un po' conservativo. Questo porta alla sconfitta? Non lo so. Molto spesso abbiamo detto, ma mettilo un difensore, quando si perdono le partite, mettevi un difensore e non prendevi il gol, oppure hai dato il segnale di volerti coprire, hai messo un difensore, ti sei abbassato troppo e hai preso il gol. Vorrei con onestà dare un po' di forza alla casualità di queste cose, perché poteva capitare questo, poteva capitare il contrario. Con il senno di poi è difficile dirlo, o anzi è facilissimo dirlo, quindi non mi concentrerei su questo onestamente. Ochoa sicuramente fa sempre, non la blocca mai, però la parata la fa, è elastico, copre tutta la porta e anche oggi delle parate importanti le ha fatte. Olivera qualche minuto prima ha fatto un duro fallo e ha rischiato il rosso. Bravo Massimo, bravissimo, l'ho notato. Si era fatto ammonire con ingenuità, e l'altro fallo dove lui prende il pallone, non me lo ricordo bene questo, prende il pallone, però l'arbitro dice ti devo fischiare fallo lo stesso perché è stato imprudente. Hai ragionissimo, avviso Spalletti, l'ha tirato fuori soprattutto per questo motivo, hai molta ragione Massimo. Quindi alla mia sensazione di standing ovation, e ti copri anche un pochino e danno soddisfazione a Juan Jesus, c'è anche il fatto che Olivera è stato ammonito e poteva, proprio preso dall'adrenalina e dalla foga, poi rischiare di essere espulso. Molto giusto. Anche Spalletti ha detto che la squadra è meno brillante e ci riescono meno certe cose scusate, con le squadre chiuse, che prima riuscivano comunque a smangare, ma mi sembra più che fisiologico. Esattamente. Anche Skorupski, grande partita stasera. Buonasera Emanuele, buonasera padre e figlio. Padre e figlio sei tu Mike? Fammi capire, perché ti mando subito beviamo, esatto. Prende Valerio e Guido lo scudetto, vedi, furba Lady Stardust, già una domanda che mi posso conservare per dopo. Lo scudetto è solo rimandato, ma la percentuale realizzativa, l'area poco popolata dei centrocampisti sono costretti a stare all'interno della porta e ali troppo larghe, Osi è troppo solo. Considerazione interessante che giriamo. Grande Mike. E allora tutti andate poi dopo a fine live da padre e figlio, anche loro postano le reaction e sono emozionanti, perché poi c'è poi il figlio che sta crescendo bene da tifoso del Napoli, e Mike mi ha permesso praticamente, perché mi ha preso al volo durante la sua chiamata, che l'avevamo chiamato Canale 21 e siamo entrati insieme. Un abbraccione Mike, è stato un piacerissimo abbracciarci. E ti bacio, saluto Raffaele e saluto Virgilio, anche lui oriundo, anche lui emigrato, che deve soffrire a distanza come noi. Squadra stanca, brillantezza persa,
Io devo solo inchinarmi a questi ragazzi che hanno dato e danno tutto. Complimenti alla Salernitana, vi abbraccio. Venitemi a dire, chiamateli i tifosiamo, quelli che fanno i soldi sugli youtuber che spaccano tutto, non si prendono manco la responsabilità, quelli si prendono i pezzettini di video, fanno il collage, tutti quanti se li vedono e non è manco responsabilità loro. Invece mettete questo su tifosiamo, mettete questo atteggiamento qua di Virgilio e vedete se fate i click. Non li fate. Non mi aspettavo segnasse Oliveira. Comunque andiamo a prenderci lo scudetto a Udine, forza Napoli. Eh sì, e io ti dico, come avevo detto ragazzi, quando arriverà la matematica giocheranno i vari Dem e Zerbin e si vincerà lo stesso. Io vi dico un'altra cosa, se dovesse arrivare la matematica, il Napoli legittima, si libera pure mentalmente e li fa i punti per rimanere belli larghi col distacco, credetemi, anche con l'arrivo della matematica, con o senza le riserve che entrano in campo. Io per questo volevo la vittoria della Lazio nel finale, no? Ero contentissimo ovviamente che la Lazio non avesse vinto, però dovendo immaginare uno scenario dove il Napoli non vince oggi, Magic vinceva la Lazio, il Napoli faceva comunque il suo dovere con la Salernitana, mettevi altri 3 punti che fanno score, fanno almanacco e fanno felicità, perché poi alla vittoria tu non vinci matematicamente, ma comunque esulti per una vittoria, la festa non viene smorzata, Sarri fa il suo dovere, si prolunga il supplizio e il Napoli con un'altra vittoria si avvicina con le vittorie alla matematica, perché poi finiscono le partite a disposizione. Avrei preferito vittoria Lazio e vittoria Napoli, se proprio non dovevamo vincere oggi come destino. E anche il fatto che sia segnato Olivera a me non dispiaceva, perché è un'altra favola di un giocatore poco celebrato che ha fatto meno degli altri, come Raspadori entra nella storia per il gol a Torino. È un gol di quello che, capito, aumenta un po' la panchina, dà un po' di famoso terzino sinistro, dà un po' di concorrenza a Mario Lui. Era una bella favola anche questa. Non fa niente, non è rimandata, è prolungata. Forza Napoli sempre. Che ne pensi di un video di analisi sulla lotta Champions e lotta salvezza? Molto interessante, Peppe, e penso di farlo. Domani diamo priorità ovviamente al Napoli, perché non voglio poi fare troppi video, perché poi la gente ci viene l'ansia. Però faremo poi un recap generale della Serie A, mi piacciono. 210 like, non arrivano i like. E allora, che parliamo a fare? Luigi, grazie per il canale, complimenti per la tua passione azzurra che condividi per la nostra squadra. Grazie a te Luigi e grazie a tutti quelli che mi hanno scritto in privato ultimamente. Sto rimandando, ovviamente se voi volete seguire le cose mie anche musicali, va benissimo seguirmi su Valerio Fluido di Instagram e va benissimo. Se poi volete parlarmi di Napoli e volete mandarmi degli spunti, dei video particolari, delle foto, dei post, vi consiglio, sto cominciando a consigliare a tutti di iscrivermi su Azzurro Fluido su Instagram, così so che riguarda quello e non si accavalla poi con il lavoro, con Instagram, con la musica. È una necessità mia che ho. Siamo pochi, lo so che siamo pochi, stanno tutti in giro ancora a festeggiare. Pure io credevo nella bolgia, pensavo fosse Osimhen, invece quello è talmente pazzo che se ne andate sul tutte. È vero, perché le televisioni l'hanno inquadrato subito. Mauro, vado controcorrente, contenuto del punto per i cugini. Se alla fine in bici va il Verona invece... contento, quale contenuto? Contento del punto per i cugini se alla fine in bici va il Verona invece della Sanità. E guarda come andiamo oltre. E non hai mica torto. A me l'idea di avere un po' più sud in Serie A comunque piace. Che poi tu dici, vabbè, ma la Sanità ci odia. Ho capito, ma perché il Verona ci vuole bene. Il Varese ci vuole bene. Ci odiano a Salerno, ci odiano a Foggia, ci odiano a Verona e ci odiano a Bergamo. A noi veramente non cambia niente. Cosa con la Salernitana, però, che resta in Serie A, almeno un pochino di viaggi in più dal nord se li devono fare come trasferta.
Anche a me andrebbe. E poi pensate che adesso questa partita si era caricata perché doveva essere quella decisiva e non lo è stata. Però in un altro contesto, con il Napoli che si avvicina alla vittoria ma non ancora legato alla matematica, qualcuno l'aveva fatto questo pensiero anche gentile nei confronti dei cugini, che dice noi non abbiamo bisogno, possiamo anche regalarlo un punto, regalarlo sempre al risultato acquisito, perché il Napoli scende e vuole fare la partita come la vuole fare la Salernitana, però dovendo steccare una partita per statistica preferisci steccarla con una che è il tuo di rimpettaio rispetto a. Non tutti la possono pensare così, Mauro, però è un bel pensiero e io lo apprezzo. Questo scudetto sarà vecchio in albergo mercoledì sera come quello perso in albergo con la Fiorentina. Benvenuti in Italia. Infatti. Diciamo che se esiste il DNA Champions, mamma mia come butta giù, però con questa pioggia non si dovrebbe spegnere il computer. Speriamo. Diciamo che se esiste il DNA Champions, esiste però il DNA che le partite da vincere e basta non le vinciamo. Napoli-Lazio per la Champions, Bilbao, Napoli-Verona, oggi Milan-Genoa. E se tu vai, ci sono tanti esempi che si può vedere. Contemporaneamente però quest'anno almeno alcune partite che hanno portato poi ad allungare il passo quando dovevi approfittare dei passi falsi degli avversari, le abbiamo vinte. Quindi io questa storia del DNA la vorrei un po' accantonare, perché se no si crea un pregiudizio. Allora il DNA Champions, il Milan deve vincere la Champions tutti gli anni. Non è successo così, non succede così. Ci sono i momenti di forma, ci sono le stagioni storte, le stagioni fortunate, ci sono i momenti in cui ti si infortunia quello giusto al momento sbagliato. È difficile dire tutto. Allora il DNA arriva la partita decisiva e il Napoli la stecca. No, facciamo però che la storia ha un senso e quello che sono le esperienze aiutano a crescere. Il Napoli doveva fare anche questa esperienza, perché Napoli-Lazio era per la Champions e va bene, Bilbao era per andare in Champions e va bene, Napoli-Verona per andare in Champions anche lì, il Milan in Champions per andare in semifinale. Questa è una partita per vincere. Calma, non abbiamo perso nulla, però anche questa è un'esperienza da fare. Non sei crollato, hai sempre fatto una buona partita, non hai perso, ti avvicini con un altro punticino e hai assaporato una nuova sensazione, quella di essere pronto ad esplodere, perché sotto tenevano le magliette campione che mo le devono andare a lavare e se le devono rimettere giovedì, e anche quella è una nuova sensazione. Anche quella è una nuova sensazione che il Napoli ha bisogno di provare, che Kvara piccolino, che Raspadori piccolino hanno bisogno di provare. Vedete come ve lo dico? Serve anche questo. Voi mi dicevate sempre benvenuto Bob. Mi dicevate sempre meglio perdere che non con quell'altra. Io non vi dico meglio pareggiare oggi perché volevo festeggiare. Vi dico è inevitabile in un percorso che ti porta a una crescita. Perché se noi vogliamo fare l'una stagione così e poi scordarci del Napoli per altri 30 anni è un conto. Se invece il Napoli vuole rimanere a certi livelli, e credo che lo possa fare in questa Serie A, rimanere a certi livelli, questa esperienza te la prendi, te la porti a casa con rammarico, te la accarezzi e la prossima volta sai che devi fare qualcosina in più. Sai che devi essere più coraggioso, sai che devi essere più prudente, sai che devi essere tutta una serie di cose, più scaramantico, sai che non devi andare al Club Napoli New York e te la devi vedere a casa. È colpa mia, è probabilmente colpa mia. Grazie Bobbo. Vorrei iscrivermi al canale e far parte della tua community. Non ti preoccupare, il like non è cortesia, va benissimo, prima o poi lo farai. Allora, era un commento mezzo ero ok, per essere precisi diciamo che spesso capita, sì, è chiaro, penso di essermi spiegato bene, ci farà crescere, si festeggia ancora, si rimanda il trionfo, sono sereno, anzi, se ho delle preoccupazioni sono per il prossimo anno, speriamo di non smantellare. È chiaro, io non ne voglio parlare ancora del prossimo anno perché stiamo ancora, mamma mia come butta, dobbiamo ancora goderci il percorso di quest'anno qui. Però ovviamente se ne va Osimhen arrivano tanti soldi e se quei soldi li usi bene
puoi rifare la squadra, puoi puntellare ancora, non ne voglio parlare. Manca un punto ed è fatta. Dai. Chissà come ti staranno. No, in realtà sono stati molto carini. Io do un abbraccio a Rosario e Pasquale della Ribalta. Mi hanno fatto anche entrare da dire perché sono arrivato tardissimo. Ho incontrato Paolo Cannavaro, non ho potuto però parlarci perché la voglia mia di stringere la mano al capitano e fargli un paio di domande e passare una mezz'oretta con lui contemporaneamente, magari farti firmare un autografo, una foto, una cosa. Vi avevo detto, i più attenti sapevano che c'era qualcuno che potevo incontrare. La partita ha avuto la precedenza, la priorità, non potevo lasciare la mia prestazione, ma era guardare la partita, non potevo stare a Cannavaro. Kvare Guaglione, esattamente. Ottimo primo tempo del Ciughi secondo me, anche se anche oggi mi è piaciuto molto. Come li hai visti? Valentina, li devo rivedere dal maxi schermo tutto storto, con lo schermetto piccolo con l'audio sbagliato, agenda un wall, li devo rivedere tutti. Però sì, mi sono sembrati mobili entrambi e non riesco ad individuare uno che non mi sia piaciuto. Ho rivisto bene Kim, ho rivisto bene Rachmani. Poi è chiaro, ti è mancata quella precisione assoluta, però in generale abbastanza bene tutti, non benissimo tutti, però rivedrò la partita e vi farò sapere domani. Che peccato però, cavolo, io spero di perdere giovedì per poi vincere domenica. E Manuel, non sei il solo. Questo per ritornare al discorso di vincere in casa, di far esplodere il tuo stadio e quindi addirittura rimandare ancora, poi diventa un po' una barzelletta, però capisco anche questo punto di vista, il volerlo fare a casa tua. Dispiace per quelli che hanno preso aerei, per quelli che pensavano proprio che potesse accadere oggi e che si sono organizzati, magari tenevano il biglietto, hanno dovuto cambiare, hanno dovuto comprare nuovo biglietto, hanno dovuto fare Airbnb e cose incredibili. Per il Napoli si fa questo e altro e sono rimasti un po' fregati perché sì, tu puoi sventolare le bandiere, puoi rimandare, ma non hai esploso il tuo colpo di gioia, non lo hai esploso. Quindi si dispiace assai per quelli. Capisco il tuo punto di vista. Per vincere poi in casa, se vinci in casa poi ho ragione io, perché io avevo detto in tempi non sospetti 50 mesi fa, secondo me tra Fiorentina e Monza, e visto che la Lazio è venuta meno un paio di volte, la Juventus in striscia negativissima, 3 sconfitte e questo pareggio, si stava avvicinando e si poteva già vincere con la Salernitana, adesso si avvicina e si può vincere con l'Udinese, se non si fa nemmeno con l'Udinese si vince con la Fiorentina e voi venite qua e dice capite, aveva ragione Valerio Flu, senza tabelle. No, non l'ho preso il biglietto. Parlavo in generale, nel senso che cercavo di organizzarmi, ma c'era molto lavoro e non riuscivo a staccarmi. Quindi sto ragionando. Mamma mia, io qua devo chiudere un po'. Viene da il nubifragio. Sto ragionando per il finalissimo, ma non riesco, non lo so se riesco, perché poi vedi, facevo il biglietto per oggi e mi rimaneva la cosa ed era colpa mia che ero volato a Napoli. No, non ce la faccio. In questo momento devi andare così e la devo vedere qui e vabbè. Il calcio è un fatto nervoso, certamente le emozioni, poi i giocatori freddi sono quelli che poi devono andare sui calci di rigore, i giocatori freddi che non sentono la pressione, alla fine vanno avanti. Guardate sto norvegese che sta facendo, segna un gol ogni volta che sbatte le palpebre, segna un gol. No, voglio non ce la faccio più, vinciamo giovedì, che sennò qua mi sento male. Oggi Vale lo sa, ho letteralmente buttato il sangue sull'1-1 dell'Inter che ho dato un cazzotto alla forchetta. Sì, lo abbiamo visto e noi non riusciamo a mantenerci. L'Udinese non è la Salernitana, giocherà a calcio e vinceremo.
l'Udinese poi, non avendo problemi di classifica, potrebbe divertirsi, hanno fatto un campionato abbastanza tranquillo e potrebbe giocare più aperta. È una buona considerazione, però ricordatevi sempre che battere o togliere un punto al Napoli, togliere 2 punti al Napoli fa sempre piacere. Oddio, in questo caso il pareggio ci sta bene come. E pensare che oggi aveva segnato il numero 17 come Marek, anche questo me l'avevano scritto. Un sacco di cose. Stava pure per segnare Elmas su quella serpentina con il numero 7, che poi era il numero di Cavani. Io volevo, già ero pronto con il meme, e Olivera il nostro Cavani, perché è uruguagio. Mannaggia. Allora è colpa, bravo, la fa al contrario Alessio, dice: colpa mia che non sono andato a Napoli. E anche questo può essere, perché io poi infatti quando ero a Napoli, Verona-Napoli 2-5, quindi ha portato benissimo, e poi col Monza 4-0. Valerio Fluido a Napoli non è male, e Valerio Fluido dallo stadio ultimamente non è male. Odio parlarmi in terza persona, ogni tanto mi esce, non mi piace. Ti aspettiamo alla festa ufficiale il 4 giugno, ci sarai e ci proverò. Se dovessimo vincere a Udine, la consegna della Coppa la faranno già domenica o si aspettano le ultime giornate? Bella domanda tecnica, Luca, non lo so. Vuol dire che al Maradona avevano già la Coppa, in teoria la Serie A era già pronta a consegnarci oggi la Coppa. Dovrebbero essere pronti. Non mi ricordo come è stato fatto in passato. Lo vedremo. Proprio quella Coppa l'ho toccata. Lo so, non si tocca. Ha portato male il fatto che ho toccato la Coppa? No, ha portato pure. Ha già toccato sempre la Coppa. Si deve vincere a Udine e chiudere e coronare questa stagione storica. Comunque ragazzi, noi l'abbiamo chiusa e coronata vincendo a Torino con la Juve. E non è una questione solo di rivalità con la Juventus, perché fino a un certo punto, ma tu vincendo con la Juve in quel modo, in trasferta, dopo tutte le polemiche, i punti dati, i punti tolti, hai fatto 6 punti con la Juve e tutti a casa, hai dimostrato la superiorità, lo hai dimostrato con Gatti che ti prende a pugni e Quadrato che si tuffa dal dirupo, l'hai dimostrato con il simbolismo di Raspadori che proprio dalla zona di Quadrato, mentre Quadrato stava ancora a terra dolorante, finto de gente, e lì il calcio si è chiuso e c'è stata giustizia per quelli là più buoni e più fessi che siamo noi, più polli. Lì c'è stato. Poi adesso si tratta di mettere la formalità, la cosa finale. Mi sa che devo ringraziare qualcuno. Zexus, mi stavo dimenticando, mi stava saltando, ma non è il caso. Sera Vale, bisognava vincere e si festeggia, è uguale. Aspetta. Bisogna vincere. Bisogna vincere, e si festeggia, è uguale. Sì, dobbiamo vincere con l'Udinese. Va bene anche ovviamente pareggiare, però vinciamo, perché poi è bello vincere. Ma non è l'unica cosa che conta, anche pareggiare. E qua ritorna il discorso che non è una finale, perché il pareggio ci sta bene. Le finali non si pareggiano, ricordatevelo. Farebbe piacere vincerlo a Udine con Pierpaolo Marini. Ah, vero. Bravo Roberto, altro spunto interessante. Attuale DS dell'Udinese è colui che forgiò il primissimo Napoli, che tra l'altro in questi giorni ha parlato, si è preso anche lui dei meriti, che fa bene a prendersi secondo me. Io ho messo la sementa, ha detto. Sementa, ha messo i primi semini, ed è vero, perché lì era il periodo in cui ancora De Laurentiis non si fidava di se stesso, dice ancora ne capisco poco, mi servono dei direttori generali che ne capiscono, eccetera, eccetera, prima poi di entrare nella fase in cui faccio io il mercato, decido io. E quel Pierpaolo Marino là, ce lo ricordiamo, fu una grande parte della rinascita del Napoli. E quindi là un bel pareggio, si stringono le mani, vediamo. Io il mio dovere col Principe dei Bellini l'ho fatto, ho tolto tutti i giocatori dell'Inter dal fantacalcio e hanno fatto tutti una grande partita, quindi ho deciso di perdere il fantacalcio. A te ti hanno segnato 40 loro,
ho messo Immobile e quindi non ha segnato, quindi ho fatto il mio dovere al fantacalcio, però non si poteva fare più di così. Allora, 225, 256, ma comunque devono essere 300, quindi non veramente non la consegna all'ultima di campionato. Ok, grazie Giuseppe. Vincendo sia noi che la Lazio diventa matematico lo stesso, perché rimarremo a più 18 con solo 15 punti. Esatto. Mamma mia. Manco due conti riesco a fare per quanto sto suonando. No, questo è il discorso. Che la Lazio può arrivare vincendole tutte a 79. Se vinciamo noi e vince pure la Lazio, la Lazio sempre a 79 può arrivare, ma noi già arriviamo, andiamo a 82 e quindi non possono mai raggiungerci. Un abbraccio Mike, un abbraccio fortissimo, copriti perché qua sicuramente si allaga tutto e quindi copriti anche tu. Diciamolo, non è una tragedia non aver vinto oggi, c'è solo dispiacere che si è mossa una folla anche fuori da nave, esatto, e si rischia di diventare un meme per chi non ha altri argomenti per contrastarci. E Nicola, e se fanno il meme su questo, lo facciano e non ci possiamo fare niente, non è che questo ci toglierà gioia di quando poi potremo esplodere, questo non ci toglierà niente. A loro resteranno i meme, a noi resterà uno scudetto. Non ne abbiamo molti di scudetti in bacheca, quindi ce lo godiamo fino in fondo. Essendo allora, altro spunto che vi do: Napoli 3 scudetti in 100 anni di storia, più o meno. Tutti quelli in America che seguono gli sport dicono il calcio sì, però si segna poco, c'è meno punti, il basket 1000 punti, il football americano fanno punti una continua, ogni touch da 7 punti. Quelli un pochino più sensibili sanno che, e lo dicono, dice sì, non si segna mai, proprio per questo ogni volta che una squadra segna un gol è l'apoteosi delle emozioni, ti godi quel momento al 100% perché sai che potrebbe non arrivarne un altro, sai che ci sono partite che finiscono 0-0, quindi il singolo gol ha valore per noi che amiamo il calcio. Benissimo, il singolo scudetto ha valore per noi che amiamo il calcio proprio perché non siamo abituati e proprio per la difficoltà. Non lo so se ce l'ho ancora quello screenshot, forse no. Lo screenshot non sapevo, ma è lo screenshot con tutti gli scudetti al nord. Dai, va bene così. A Udine la prima vittoria in A della gestione ADL. Pensano poco, quante cose. Avrebbero fatto un meme su qualsiasi cosa, sul fatto che festeggeremo per me. L'hanno fatto già, Valentino. Ho visto il meme del Napoli che si butta lo champagne addosso, però ha vinto solo 3 scudetti col Provercelli davanti, con la Juventus che ne tiene 38, con quelli che hanno tolto pure quello là, quindi l'ha fatto uno Juventino, che se l'avesse fatto un milanista avrebbe dato 36 a quello, e togliendo comunque quello all'Inter tolto dalla Juve, il milanista. Invece l'interista fa e se lo mette lui. Per questo io feci pure un errore con le cose conteggio degli scudetti perché non sono troppi, non li so contare, non me li ricordo e non mi interessa. Quindi hanno fatto già, senza considerare che molti di quegli scudetti hanno 3 squadre, erano tornei solo del nord, cioè che significa? Roba proprio. Invece, se noi perdiamo a Udine e la Lazio vince, come funziona contro la Fiorentina? Sta cazzo è matematica. Siamo sempre lì, amico mio. La Lazio più di 79 non può fare. Siamo qua. Dove sta? Oh. Vabbè, vi fidate. La Lazio più di 79 non può fare. Il Napoli deve arrivare a 80 e hanno vinto. O con la Fiorentina, o col Monza, o con l'Inter, o con la Sampdoria alla fine. Un punto a fare. Diamo i like. Giovedì, oltre a vincere matematica, magari anche qualche parolina per Samardzic. Questo potrebbe essere un tema. Non lo so, ne parlano in tanti, non lo so, il vice Zielinski, si è parlato poi anche di questo Almada, che ha tirato un bel calcio di rigore con il suo Atlanta qui in America, un calcio di rigore guardando fisso il portiere, non ha mai guardato la palla e questo già mi sa di
specialista, perché poi lo stesso Jorginho che fa il saltino ogni tanto la palla la guarda, invece proprio guardava fisso il portiere e ha tirato, appena visto che il portiere non si è buttato, gliel'ha messa proprio vicina, ha tirato un bel rigore. La Lazio potrebbe anche pareggiare lo stesso e noi vinciamo perché lo dal Diva. Bello vincere dal Diva, è una dimostrazione della superiorità del Napoli di quest'anno e anche, permettimi Anello, dell'inferiorità delle altre squadre. Mettiamocele tutte e due le cose perché non sarebbe nemmeno giusto. E non è una diminuzione per il Napoli, perché il Napoli poteva anche vincere con 70 punti questo campionato. E invece no, ne facciamo 79 e stiamo avanti. Si poteva vincere 70 probabilmente. Però no, il Napoli è stato superiore e le altre sono state scarse, diciamolo. Sembra saper tirare benissimo da fuoriare anche le punizioni e ci servirebbe. E può essere, Alessio, che mentre noi ne parlavamo e noi, conoscendo solamente Szoboszlai, dicevamo il Napoli va a prendere Szoboszlai, contemporaneamente Giuntoli con il suo entourage, con i suoi collaboratori, dice vabbè Szoboszlai Merim, ma già costa una cifra, andiamo a vedere uno che non conosce nessuno a Napoli, che abbia probabilmente le stesse caratteristiche che ci servono per migliorare. Cosa ci serve? Ci serve uno specialista di calcio di punizione, siamo una delle poche squadre al mondo che non ce l'ha e quindi va bene quando si tratta di fare un assist, perché dai calci d'angolo oggi per esempio Raspadori ha tirato un bell'angolo per Oliveira, però il calcio di punizione diretto, quello che ti sblocca alcune partite bloccate, anche quello serve. Quante partite ha vinto la Juventus con Pirlo? Che il calcio di punizione di Pirlo era una sentenza, era come un rigore. Mihajlovic, va bene. Preferisco vincerla a prescindere per la nostra vittoria piuttosto che per dei meriti degli altri. Non voglio far appellare nessuno alla legittimità dello scudetto. E ti ho ripetuto, DJ, gli altri scarsi non tolgono che il Napoli sia stato forte. E questa deve essere la nostra risposta. Cioè che gli altri abbiano steccato, abbiano inciampato, abbiano sbagliato tante partite, non toglie il fatto, perché il Napoli poteva sbagliare anche lui le sue partite e poteva vincerlo punto a punto, cosa difficile vincerlo punto a punto onestamente. Il Napoli, ce lo disse Guido, o lo stravince o non lo vince e il Napoli lo sta stravincendo. Per stravincerlo tu devi essere forte, non basta che gli altri siano scarsi. Perché? Perché come vi ripeto sempre io, con gli scontri diretti, la tripla, ognuno si leva qualche punto. Però con le piccole devi fare il tuo dovere e il Napoli ha fatto il suo dovere con la maggior parte delle piccole. Poi ogni tanto qualche sciuriata c'è stata perché siamo esseri umani, siamo umanissimi. E one starving Italian, generosissimo. Te lo dico in newyorkese, te ne maggiorte Pulcinella. Adoro perché poi vedi c'è anche Pulcinella, c'è l'identità, c'è la tradizione, c'è il napoletano scritto vero. Thanks, grazie mille. I appreciate it, I appreciate you. Aumenta il percorso, ragazzi, aumenta semplicemente, cioè teniamo un'altra curva. Va benissimo. Va benissimo. E io lo sapevo che la tristezza che tenevo mentre guidavo sotto la pioggia a casa, che lasciavo spannaccio, volevo proprio festeggiare oggi. Contemporaneamente GTM vado live, la mia community mi risolleva lei a me. Siete voi che pompierate a me. Grazie, Starving Italian. Purtroppo nel calcio di oggi non ci sono più specialisti in quanto non si formano più i calciatori per questo grande errore. È vero, ce ne sono sempre di meno. Io per farvi due esempi sono dovuto tornare a Pirlo e a Mihajlovic. È vero. Ma tanto quest'anno con la cantilena delle 5 squadre in semifinale europee si devono decidere o la Serie A è forte in Europa o è scarsa contro il Napoli. La Serie A è forte in Europa o è scarsa contro il Napoli. Si devono decidere, Alessio. Secondo me decidere è inutile. Non cambia nulla, la narrativa non cambia, visto che il Napoli è stato bravo anche in Europa finché non ha incontrato il Milan. Il Napoli ha fatto un percorso straordinario in Champions League. Quindi il Napoli è stato bravo in Europa, è stato bravissimo in campionato, è stato male in Coppa Italia. Però siamo usciti con la Cremonese che poi ha tolto anche la Roma da mezzo. Sono le storie del calcio e il calcio non lo scrivi a tavolino. Anche volendo non avresti potuto scrivere una stagione così a tavolino, così densa di emozioni. Bellissimo, bellissimo veramente.
Allora, Zealt. Hai visto Osi che ha avuto un crollo? Allora, ho visto un pochino, perché a fine partita ovviamente ho abbassato la testa e me ne sono uscito. Non avevo voglia di guardare lo schermo. Però sì, ho visto che ha avuto un tantrum, nel senso stava, si è tolto la maschera, stava così. Però ho visto poi una fotografia dove addirittura è Kvara a consolarlo, cosa che è successa al contrario durante la partita di Champions League ma altre volte, quell'altra volta pure che sbagliò il rigore Kvara, Osi che gli alza la testa e dice non ti preoccupare, da fratello maggiore dice non ti preoccupare, capita a tutti. E anche però anche il fratello maggiore può avere una crisi di nervi. Lui probabilmente si sente anche responsabile perché ha subito il tunnel in dribbling da parte di DA, è capitato a lui, poteva capitare a chiunque, e quindi non essere riuscito poi a segnare e a incidere sulla partita ovviamente gli fa male. Anche lui non vede l'ora di vincere, il crollo ci sta, ma è arrivato il momento per me di mettere le cuffiette, un momento molto atteso che mi avete chiesto in tanti, e in tanti sarete felici di ascoltare cosa ne pensa di tutto questo Guido Gentile. Tic. Vai. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera numerosi passanti che ritrovano voce dopo tanto tempo, e buonasera Valerio. Li chiamiamo aforismi. Sono piccoli pensieri che possono assumere massime anche filosofiche, massime di vista, soprattutto se provengono da talenti letterari come Oscar Wilde, o possono essere semplicemente vuoto pneumatico di luoghi comuni. Decidete voi, sapete che io sono realmente un liberale. Cosa abbiamo ascoltato negli ultimi mesi, se più i primi o le secondi? Immagino che molti di voi saranno un po' tristi, mesti, col senso di amare in bocca. Invece io vi dico che oggi dovete essere estremamente felici. E non è un paradosso, non c'è nessuna ironia, ma è proprio seria convinzione, perché ci possono essere piccole giornate che possono essere invece grandi svolte per la vita di ciascuno di noi, no? E spesso noi, per la logica del calendario, aspettiamo insomma l'ultimo dell'anno come se fosse un bilancio di una società non calcistica che si chiude a giugno, e non come tutte le altre attività il 31 dicembre per fare i buoni propositi, metterò a dieta, farò più ginnastica, eccetera eccetera. Sapete, mi fermo a 2 esempi, se no divento Salvini. Perché è vero, c'era un'atmosfera di grande festa, il Napoli ha pareggiato, e per come ho visto io sicuramente male la partita, ha iniziato molto bene, con attenzione, pressando alto, con Salernitana che era 5-4-1, ma 5-4-1 chiusissima in pochissimi metri, ha deciso proprio di difendere, anche per la bravura del Napoli, che subito riprendeva palla. Non è stato particolarmente bravo a volte attaccare dietro la linea di difesa, ma non è manco facile con una squadra che si difende così ordinata, così attenta, così vogliosa, così bassa. Abbiamo perso un po' di smalto in alcuni elementi, alcuni, vi ho detto, servirà un mesetto per far tornare Osi in forma, e oggi già l'ho visto più brillante, ma non ancora quello straripante che abbiamo ammirato. Noi non sappiamo tra l'altro che infortunio ha avuto. Io ho avuto il sospetto, ma era poco più un sospetto, che non era proprio facilissimo. Comunque insomma si è andati in vantaggio, e lì secondo me il Napoli si è disunito. È stato un Napoli disordinato, di nuovo un po' lungo, che si è fatto attaccare tra le sue linee di centrocampo, e soprattutto non è stato incisivo nell'ultimo passaggio, e a volte che poteva essere più penetrante, perché la Salernitana ha cambiato non solo sistema del gioco, ha cambiato uomini, e sicuramente ha cercato di alzare il baricentro, ha lasciato molto più campo, e poi insomma qualche tiro fuori. Se il Napoli avesse avuto la percentuale realizzativa di oggi per tutto il campionato, che è stato un po' il mio pallino, stavamo fritti. Sì, ma chiaramente un pareggio, come dicevo. Questo ha valore il discorso della percentuale realizzativa, perché Napoli ne doveva fare 2. Sì,
diciamo quelli che erano bravi un tempo, un pareggio che risulta un po' stretto, no? Molto bassa, non è che tutte le squadre, anzi quasi nessuna, tranne l'Inter, fa 26 tiri o 24, quanti sono stati? 24, una partita contro i 5 della Salernitana, però 2 in porta, di cui uno in gol, noi 8 in porta, un gol. Cioè, oggi la percentuale è stata 13% rispetto al 50% invece al passivo, e il 25% la percentuale del passivo del Napoli. L'anno scorso ha chiuso col 23%, per dire, quindi è peggiorata negli ultimi tempi, ed è il 37% contro il 36,8% dell'anno scorso. Siamo là. In questi ultimi tempi il Napoli, non a caso, nelle ultime 3 partite tra Milan, Verona e Salernitana, ha fatto 2 punti, ha fatto un solo gol. Quindi, però, diciamo, il pareggio c'è stato, suona amaro, c'erano 54.000 persone, forse un po' di meno, perché il settore ospiti poi alla fine non l'hanno aperto, e questa partita, dal punto di vista calcistico, credo che sia anche abbastanza facile analizzarla, anche alla luce di quelle che poi sono le logiche comunicative, di amicizie, che prevedono, non so, l'esasperazione di alcuni allenatori piuttosto che gli altri. Adesso Nicola è diventato un perfetto imbecille. Vorrei ricordare che Paulo Sousa ha 2 vittorie, 7 pareggi e una sconfitta, cioè una percentuale di vittorie del 20%. Nicola ovviamente del 23%, quindi la percentuale di vittoria sulle partite è identica, anzi un po' più bassa. Quindi se avesse giocato sempre un po', non lo possiamo sapere, può darsi che faceva più punti o meno punti, o può darsi che questi punti in sicurezza sono anche figli dal fatto che comunque Nicola non ha lasciato la Salernitana ultima in classifica con certa pressione. Non si fa il calcio coi sé, ma se dobbiamo basarci solo sulla percentuale, non è che sta vincendo tutte le partite. Diciamo, ha sistemato la squadra, e come prima non stava perdendo tutte le partite. Ha avuto una striscia infinita di pareggi. Sappiamo come va il calcio. Allora perché deve essere una giornata di festa? Non per la retorica o per gli aforismi, godiamo di più, una gioia più allungata, perché tutto quello che è successo in queste settimane, da un atteggiamento, diciamo, del resto d'Italia, te l'ho mandato quel file che tu volevi, gli scudetti tutti concertati a nord, anche un atteggiamento sbagliato, vittimista, del nostro ambiente, ci deve portare a una riflessione dove molti passi possono essere fatti, scusate la mia allergia in questo video, chiedo scusa, per migliorare una certa mentalità, che è la mentalità delle squadre vincenti, che non devono lasciare nulla al caso. Sullo spostamento della partita non è dipeso dal Napoli, poi sono decisioni che riguardano anche la sicurezza pubblica. Dobbiamo dire che, tra l'altro, una cosa che non è stata detta in queste settimane, dove addirittura si è messo in mezzo il reddito di cittadinanza che ha pagato i festeggiamenti del Napoli, ma questo insomma è una certa stampa e non ci vogliamo abbassare a questo livello, come diceva un grande proverbio cinese. Ci fu un finale di Champions League trasmessa in piazza a Torino che causò moltissimi incidenti, anche molto gravi. Purtroppo si sono finite delle cause penali, a parte tutte le nuove normative antiterrorismo. Pensate com'è cambiata adesso la normativa quando andiamo a un concerto, no? Prima erano filtraggi, rifiltraggi, barriere in cemento armato, cioè. Quindi adesso i vari amministratori cittadini sono molto molto più prudenti quando si prospetta una possibilità di festa che prevede molte persone. E tra l'altro Napoli è una città turistica ormai da dei magistri in poi, nel senso che si è ripresa questa sua leadership in campo turistico, ma c'era il Codicom, c'erano tante, Ponte del 1° maggio, quindi l'afflusso di turisti anche extra, diciamo, partita era notevole. Lo slittamento c'è stato, è sbagliato secondo me, la pressione si perde là, se no finiamo di diventare come il maestro Sarri, che è un maestro anche nel trovare scuse nello sport. Ormai il calcio ha questo calendario, lo dobbiamo accettare, non sarà Valerio, non sarà Guido e non sarà Polli o Rita, nessuno di noi a cambiarlo, perché ci sono interessi economici enormi. Pensate quanto è sbagliata la Premier League, dove tu devi accettare ormai che ci sia questa
parcellizzazione delle partite non solo nell'arco della settimana, ma nell'arco anche della stessa giornata. Cioè, prima il calcio era alle 15, no? Cioè, il rito della domenica, e poi quando subentrava la primavera si giocava alle 16. Ci deve far riflettere che le partite tu devi entrare, devi vincere, non devi pensare vincere in albergo, abbiamo perso in albergo, eccetera, e soprattutto non dobbiamo cadere in questa trappola. Io mi ero permesso di dire, ho finito, dell'ansia di fissare la data dello scudetto. È chiaro che ciascuno di noi, nel senso, io se fosse rimasto sabato avrei avuto la possibilità di andarla a vedere. Oggi era praticamente impossibile perché mi trovo in mezzo a 2 viaggi, a meno che non mi massacravo, diciamo, e forse non è più saggio. Però non si ragiona così. È chiaro, qualcuno dice no, ma io... È anche giusto che ci siano delle certezze, no? Le partite vengono stabilite di tot in tot, no? I vari anticipi. Quest'ansia che c'è stato in queste settimane, vi dico la data, facciamo i calcoli che poi molte persone continuano a sbagliare, è molto semplice. Oggi sentivo alcune trasmissioni che insomma avevano dei grandi problemi con la matematica, non ce l'hanno solo i juventini con questi scudetti, che abbiamo capito quanti sono, anche colleghi, diciamo, campani. Eppure insomma è abbastanza facile, 3 per 6 18, ne aggiungi i punti che c'è una squadra, quelli sono i punti massimi che può fare. Vabbè. Perché devi diventare emancipato da queste logiche che non sono logiche di una mentalità vincente. Nello sport si deve competere al massimo delle proprie possibilità leali, e non si snobba nell'avversario, nel trofeo, non si trovano alibi. Anzi, diciamo, ogni opportunità, ecco perché io mi arrabbiai per l'uscita della Coppa Italia, è importante per maturare, è importante. Noi non sappiamo, con un percorso come Coppa Italia, i titolari degli altri minuti, prima li avremmo chiamati seconde linee, quanto sarebbero potuti maturare, quanto comunque potevano migliorare, far rifiatare anche gli altri allenamenti, no? Diciamo, giocare una partita che vale un dentro fuori, perché lì sì, una semifinale, una finale, cioè, detto, sono minuti, esperienze, giocate, tensioni, gol che tu non hai visto di una Elmas e un Simeone, e che sono comunque maturazioni che rallenteranno, no? Il loro processo, e sono trofei che aggiungi agli avversari e togli a te. Questa è una mentalità, dal mio punto di vista, è sbagliato. È chiaro che tu non puoi vincere tutto, manco Guardiola vince tutto, ma è sbagliato avere questo atteggiamento. Come secondo me tutto quello che sto dicendo non è sbagliato, nel senso, non sono Dio assoluto, è solo secondo me, quindi sicuramente sarà giustissimo tutto il resto, è sbagliato quello che penso io. Però secondo me si è perso l'obiettivo, che è quello di godere di un'emozione, e invece si è fissato l'obiettivo di una data, perdendo il gusto del famoso percorso. E il percorso non è fatto solo di tante partite, di tanti momenti all'interno delle partite, ma di tante emozioni e di processi di crescita, e significa, e qui chiudo, anche essere manipolati proprio dall'opinione pubblica, e quindi poi uno si lamenta dei meme, cioè, ecco, questa potrebbe essere per il Napoli non una giornata triste perché non si è vinto davanti al suo pubblico, ma una giornata di grande festa, perché potrebbe essere per qualcuno di voi la giornata della liberazione, dove la vostra mente si libera dell'incrostazione di tanti concetti vecchi, retrogradi, da perdenti, che vi hanno fatto diventare nel corso degli anni, e qua cito il grande maestro di vita Fabio Versati, risulta tristi. Ecco, non vedete la giornata di oggi come un pareggio. Dal punto di vista dell'almanacco è un pareggio, rimarrà scritto nelle maneggi per 1-1, non si è vinto, no, tanto si vincerà, ma può essere lo spunto per incominciare a vedere il calcio e la prospettiva dello sport forse in una misura più sana, più logica, più gioiosa e anche più serena. Grande Guido, e ne approfitto, visto che noi diamo per scontato che chi ci segue si vede tutte le live, ma per esempio ci sono nuovi amici che arrivano. Peppe mi chiede, io guardo tutti i video, ma questa è la prima live, quindi benvenuto Peppe 2 volte. Chi è Guido? Guido è un giornalista che principalmente si occupa di cinema, e c'è il suo canale YouTube Guido Gentile Piano Sequenza, che vi invito a seguire per contenuti sul cinema, che però non vorrei dirlo in confronto ai colleghi,
mi capisce molto e troppo più di quelli che noi seguiamo che si occupano solo di calcio, e quindi grazie alla sua bontà d'animo e generosità noi ce ne avvaliamo per avere un punto di vista ulteriore che ci fa capire alcune cose che prima magari non potevamo considerare. Quindi grazie Guido. Prego. Hai risposto anche praticamente alla domanda di Mario, che dice: non sarebbe stato meglio vincere oggi in casa di domenica piuttosto che giovedì fuori casa o addirittura mercoledì dal divano? C'è la prospettiva del divano, Guido, è una cosa strana, ma la risposta è semplice, perché non vorrei che poi il mio ragionamento e per mie mancanze non fosse chiaro. Sì, meglio prima, è chiaro. Il punto è che non è successo, quindi ormai inutile. Siccome la classifica Guido dice -5 l'Inter, -3 la Juventus, -2 la Lazio, -6 il Milan, anche se Napoli è -8, gli altri che avrebbero dovuto fare +10, +12, +13, vedete quanto è difficile nel giro di ritorno. E quindi tu non sei andato nel panico. Quelle famose 4+4 dove noi abbiamo mantenuto botta, quelle ti hanno permesso di poter, io ho detto, poi potrai amministrare. Certo che sarebbe stato più bello, ho visto soprattutto di Lorenzo, mi sono permesso di scriverlo in privato, molto, molto provato emotivamente. Non è successo, non succede nulla. Veramente deve essere un cambio di mentalità, perché lo sport è cambiato da tutti i punti di vista, cioè è rimasta una sola legge uguale a prima del calcio, no? Che se vinci, se fai un gol più dell'avversario, se voi siete troppo giovani, se voi, io ce l'ho conservate tra l'altro alcune, indossasse le vecchie scarpette quando giocavamo noi a pallone, no, durissime, ma proprio durissime, proprio adesso non è solo quadrato, i tuffi alla Greg Luganis, eccetera, che uno fa. Comunque sono scarpe molto più leggere, dove se prendi una tacchettata sopra la senti e ti fai male, no? Dice, ma che banalità. No, pensate che la scarpa e il pallone, cioè i due oggetti principali, innanzitutto per giocare a pallone, sono totalmente cambiati. Non hanno più gli esagoni e gli ottagoni, no? È una sfera unica in un materiale sintetico, lattice. Quindi continuiamo a mettere in mezzo. Fortunatamente nelle ultime volte non l'abbiamo sentito nominare Vinicio, il Napoli Vinicio, e oggi, piccola soddisfazione, era ospite di De Laurentiis Paolo Sorrentino. È stato uno dei miei tormentoni. Sipario, ho detto, se il presidente ci ascolta. Chiaramente poi gli addetti di stampa del Napoli non ti danno soddisfazioni, sembra che non, però sono troppe ormai le coincidenze, sono almeno una decina ma io sono contentissimo, perché innanzitutto per la gioia di avere Paolo Sorrentino, infatti tutti i giornali del mondo. A proposito, cambiamo la scaletta un attimo, Denzel Washington, perché è uscito il trailer, si vedono cose, sai niente di più? Certo, mio fratello, come no, l'abbiamo anche incontrato. Denzel Washington in questo momento, visto che è uno degli attori, non parlo come talento perché ci sono tantissimi maestri, penso uno che si è ritirato, Daniel Day-Lewis, che ha un carisma talmente enorme che riempie con la sua presenza lo spazio scenico, quasi come se fosse un attore teatrale, no? E tra l'altro gli basta anche molto poco per trasmettere i sentimenti. Certo, molti attori anche grandi, penso Liam Neeson, che è stato il primo che si è lanciato in una carriera da action movie in tarda età, lui che era un attore pure lui shakespeariano, Michael Collins, Schindler List, e quindi è insolito un attore meraviglioso come Giorgio si è messo a fare i film dove prende a botte le parole. Ha fatto questo film ed esce a breve, La costiera amalfitana, che assolutamente dovremmo dedicarne a casomai anche uno speciale a 2 voci. È carismatico, non solo da un punto di vista attoriale, è carismatico da un punto di vista umano. Io mi ricordo che uno dei primi a avvicinarsi con calma a parlare saggiamente a Will Smith per il famoso episodio dello schiaffo. So che si è trovato benissimo, ma chi non si trova benissimo in quel paradiso terrestre che è la costiera amalfitana, che è già famosa in tutto il mondo. Possiamo immaginare con un film così, diciamo, di impatto, diciamo blockbuster commerciale, verrà rilanciata ancora di più, però insomma attore che passa dal Macbeth dei fratelli Coen a un film del genere,
2 volte premio Oscar, ma non è i premi che stabiliscono la grandezza di un attore, è veramente immenso, e siamo molto contenti che questo terzo pare conclusivo capitolo di questa trilogia molto action, anche se è interessante io utilizzo delle scene di questo film quando insegno per la famosa manipolazione del tempo, no? In questo caso si passa dall'accelerazione alla dilatazione e viceversa, poi ne parleremo. Non voglio sottrarre tempo al core business che è il calcio, ma grande Denzel Washington, e non possiamo essere, ci va in tutto il mondo, no? E a volte utilizza location, pensiamo Malta o location che viene utilizzata Malta per fare Cuba, no? Per dire, sì. O le Filippine da Coppola per simulare il Vietnam, quindi non sempre, quasi, anzi raramente, no, il posto poi in realtà è esattamente quel posto. In questo caso invece no, perché già del trailer sentiamo parlare anche italiano, qualche frase lui, quindi c'è molta curiosità per doppia, no? Per vedere questa conclusione. Bene. Poi perché quando ci sono i nostri luoghi ci sempre ci piace. Scusa Guido, guardo tutte le live, ma chi è Valerio? Commento memorabilino di Andrea. Dico comunicazioni di servizio che dico a Massimo, e grazie ai miei mod che me l'hanno anche risegnalato. Informazioni sulle taglie per l'acquisto della maglietta ricomincia da 3 dopo l'intervento di Guido. Massimo, ti prego di contattarmi su Instagram in privato o via mail, ti do tutte le informazioni che vuoi, così non facciamo le marche. Però mi fa piacere che sei interessato. Da un punto di vista calcistico, vero, mi rendo conto, io sono qui non per raccontarvi favole, che la delusione, soprattutto pensa a chi era allo stadio e casomai è venuto da molto lontano, no? Yeah. E quindi non può tornare subito, poi la difficoltà di trovare biglietti in questo periodo, ed è assolutamente, come posso dire, sacrosanta, e nessuno di noi si permette di sminuire, però noi dobbiamo fare un discorso che ci rende liberi, una forma di emancipazione, non solo più femminile a questo punto, anche noi maschietti che siamo dei totali imbecilli molto spesso ci dobbiamo emancipare, care amiche belline, perché può essere una di quelle tappe importanti per i giocatori per capire come si vincono certe partite, no? Quando tu hai un certo tipo di pressione, no? Oggi i 3 punti valevano molto di più perché non era una finale. Esatto, perché ci sono altre partite, ripetiamo, però esiste il pareggio. No, esiste, però c'è la coppa, perché ci sono le ammonizioni che se è la quinta tu vieni diffidato. Kim non ha preso anche oggi per dimostrare questa serietà di questo ragazzo, no? Ecco perché io mi insisto quando si perdono delle opportunità, perché tutte quelle opportunità che perdi sono momenti di crescita che rallenti, e io invece lo voglio vedere crescere. Quindi quando sono un po' infelice per le uscite premature dalle coppe, qualcuno dice non ci importa, noi dobbiamo vincere il campionato. Sono tanti momenti, poi non puoi aspettarti i miracoli, come quando io vi dicevo non potevi aspettarti i miracoli. La Juve, quando dicevo tutti quegli specchietti, non perché voglio parlare male della Juve, però lo specchietto che uscì sulla Juve, no? Dall'andata del girone di ritorno del 2019 ad oggi, quindi parlo di 19 partite ogni girone, sapete quante volte ha superato i 40 punti? Una nel 2019, girone di andata, stagione 2019-2020. Non passi, anche se la Juve, no? Mm-hmm. Da questo a vincere lo scudetti. Noi è chiaro che noi nella stagione 2020-2021 ritorno abbiamo fatto 43 punti, poi 39, poi 40, poi 50, spero di toccare i 40. Quindi c'era una certa costanza, come la Roma e la Lazio, le 7 sorelle, ma la Roma in questi 8 e passa, quante volte ha superato i 40 punti? Mai. E voi potete mai sperare che dal mai tu fai 2 gironi e superi i 40 punti calcisticamente? No, non succede. C'era anche una cosa che diceva... Juve, figuriamoci la Roma e il Lazio. Sono... Scusami. No, stai leggendo. Non rispondo perché devo leggerla io prima, se no ci accavalliamo. A quello che dicevi tu si aggiungeva una statistica che riportava Dani, che diceva praticamente, però a lui era incentrata su Allegri perché loro hanno la scaramuccia personale, che però è un numero che da quando è tornato Allegri la Juve è stata prima in classifica una volta ed era la prima di campionato di quest'anno.
Quindi anche questo ti fa capire che poi l'andamento Guido però torna ancora più indietro, e quindi andando più indietro abbiamo più numeri e più dati. Leggo questa per farti rispondere. Più o meno a quanto ammontano i premi tra vittoria scudetto e gli introiti della Champions disputata e la nuova qualificazione? Potrebbe portare ADL a tenere i big nel mercato? Ma si supereranno i 100 e passa milioni. Il capitolo mercato aspettiamo, perché se no poi non valgono le parole che vi ho detto, no? Di nuovo questa ansia da prestazione, cioè, ancora non abbiamo vinto, ancora abbiamo festeggiato e già ci stiamo preoccupando. Noi, è probabile che almeno 4 giocatori partiranno, potrebbero partire anche di più, perché ci sono dei giocatori che avevano una sorta di patto morale, tipo Mario Rui, no? Io penso che della Lantis almeno 2 dei vari big cercherà di mantenerli, cioè uno è Kvara perché è anche appena arrivato ed è giusto che maturi. Il capitolo Osimhen è tutto da scrivere, secondo me, veramente tutto da scrivere, però è prematuro perché ci sono, mi fermo, 2 step propedeutici che sono fondamentali, il cui il primo è fondamentale, che è quello di Giuntoli, che io spero vivamente resti, perché ci vuole una continuità tecnica. Il secondo, chi sarà l'allenatore l'anno prossimo del Napoli? Io ho sempre avuto questa idea che non sarà Spalletti, non perché io non ami Spalletti. Sapete che già privatamente con Valerio dissi: ma questo è venuto a vincere, poi non mi fece scappare, ma non questa stagione, l'anno scorso ho detto questo è venuto a vincere, mentre altri venivano ospitati dal, come si chiama, dal salottino di Sky, e venivano anche incensati da siti napoletani che sono geni e geni e stanno stentando, cito Allegri. Spalletti è sparito, andò a ritirare solo un premio e poi non lo presero in giro perché fece un video dalla sua tenuta con le paperelle eccetera, ma si vede che ha messo a frutto quel periodo di, diciamo, non attività settimanale come allenatore, ma non, diciamo, come studioso di calcio. Quindi ci sono prima questi 2 step che io non li giudicherei per nulla superficiali e poi ci sono i giocatori. Però la cosa importante, e chiudo, che se, penso ormai quasi sicuro, si dovesse vincere, deve cambiare tutta, oltre che la retorica, tutto l'accompagnamento stucchevole al Napoli, perché intanto si dimostra che questa società si vince uno scudetto. Quindi c'è qualcuno che sa come vincere lo scudetto, di chi rimarrà. E questo, ragazzi, è successo troppo tardi per le ragioni che noi sappiamo, stanno uscendo fuori, ma intanto sta succedendo e deve far cambiare tutto. E tutto significa cambiare proprio la logica di un certo tipo di discorso, no? Perché tu devi avere quella continuità che non vincerai ogni anno tutto, ma non devi più aspettare 33 anni. E dare la sensazione che è possibile, che è una sensazione che non c'era fino a quest'anno. Sì, anche perché le società in competizione con Napoli sono società, prego. Lo prendo Ivo Luigi, benvenuto Frigino. Benvenuto. Sono società che hanno qualche discostamento finanziario, me la voglio cavare in modo elegante. Molto elegante. Bene, allora vorrei se sì, ti prendo quelle tabelle. Una in particolare, quella delle vittorie complessive, no? Come ho chiamato, rendimento, spero che abbia scritto bene, sì, campionato. Sì, poi prima vediamo questa tabella, poi Valerio legge la doverosa e giusta risposta e noi daremo la risposta, domanda, scusate, io darò una risposta stupidissima come sempre, perché è una cosa molto importante questa tabella. Rendimento campionato. Sì. Nella sua, mi rendo conto, semplicità, ma il calcio poi viene raccontato per assoluti che non valgono nulla, cioè di qualunquismo, e invece le cose vere, questa ingrandisce, tanto importante non è la mia faccia, è dalla stagione Rei a Doni, quindi sto andando parecchio indietro nel tempo, no? Sono le vittorie, i pareggi, i sconfitti, i punti del Napoli, il piazzamento.
In questo momento noi abbiamo 25 vittorie, tranne il primo anno del maestro Sarri, noi non abbiamo mai fatto 25 vittorie, manco Ancelotti, manco Gattuso. Cioè speriamo di farne 27, che era più o meno il mio calcolo scudetto, cioè, insomma, per non concludere questa stagione con pareggi insulsi o sconfitti. Però si dà per scontati, e chi vince lo scudetto ne ha fatti 28, la Juve ne faceva 29, cioè, che vincere 24-25 è facilissimo. Poi andiamo a vedere a fine anno, negli ultimi anni, quante squadre vincono più di 20 partite e quanto è difficile tra 20 e 24 e quanto è pesante passare da quel 24 a 26, perché significa andare a vincere a Roma con la Roma e con la Lazio, cioè, perché quelle 2 vittorie in più che poi possono significare il campionato o meno sono molto più pesanti che di passare da 14 a 20 o da 12 a 16. Però sì. averne fatte però 25, oggi sarebbe stata la 26, significava che da quando prima siamo tornati in Serie A, ho saltato un anno i Reia, che sicuramente non sono state, scusate, solo per farlo entrare nello schemino, in Napoli solo una volta ha fatto le 25. Questo ci fa rendere conto di quanto è difficile fare un certo percorso, e la sto facendo nell'anno dove la Champions ci ha portato il miglior risultato, quindi contravvenendo la regola che cuba punti. Perché nel corso di questa stagione possiamo dire, è vero, alla fine c'è un gol che ci separa dalla semifinale, tutto questo non è che siamo stati dominati dal Milan, ma mentre il Milan ha meno 11, la Champions gli ha cubato punti rispetto all'anno scorso, l'Inter ne ha meno 12, la Juve che ha fatto una Champions 5 sconfitte meno 2, il Napoli ha più 13. Quindi la famosa regola maestro Sarri che esce dalle coppe, infatti ha perso anche oggi, no? Perché così le coppe cubano punti. Beh, se ti organizzi bene, non è che tutti gli anni vinci lo scudetto, però devi fare che tutti gli anni fai nei primi 3 posti, io non dico manco quarto, e i quarti devono diventare la tua regola. Con ovviamente un'organizzazione societaria e anche una mentalità dei tifosi che non dice no, ma non era importante questa partita, quanto è stata importante invece la sconfitta per noi negativamente del Milan. C'era una domanda in sospeso, quindi sì, dobbiamo dare l'importanza di questa piccola tabella, che bisogna dare peso alle vittorie, e le vittorie superate una certa soglia, superate i 23-24 vittorie annue, pesano tantissimo, e non è facile passare dalle 23 alle 27, alle 26. Significa aumentare la qualità della rosa dei giocatori, degli allenatori. È solo 1 o 2 vittorie in più, ma cambiano tutta una stagione. Letto. E noi abbiamo dato per scontato quest'anno, questa è la narrazione, facciamo 100 punti, si vince con 8 partite, sbagliando, perché bastava vedere i dati storici anche casomai delle altre squadre, perché uno può andare a vedere quante volte la Roma, l'Inter, il Milan, insomma, e sono la Roma, l'Inter, il Milan. Certo, chiaramente no, la Juve negli anni molto interessante. Nicola dice: spero di sbagliare, molti dicono che potremmo essere all'inizio di un ciclo, io penso forse che siamo alla fine di un ciclo. Cosa ne pensate? Guido, questa è sfiziosa se la prendi e la scompatti, perché se si parla di programmazione, io ricordo all'inizio, quando il Napoli cominciò ad andare bene, quindi integro la domanda di Nicola e ti do questa considerazione, invece dello scudetto della continuità, per me era lo scudetto della discontinuità, perché si era fatto un taglio netto con il passato e sono arrivati quelli giovani che hanno dato un po' di freschezza, un pochino più di spensieratezza, e quindi non riesco a seguire il discorso di chi dice questo scudetto è arrivato con la programmazione. Si è ricominciato praticamente quasi da zero con il mercato che si è fatto oggi. Come la vedi? Che è una domanda molto più, diciamo, pesante di quanto non può sembrare, anche se ovviamente nella sua semplicità. Bisogna innanzitutto individuare i nostri soggetti del ciclo. Potrebbe essere vera un'affermazione se i nostri soggetti di interesse sono De Laurentiis e, diciamo, la famiglia, che potrebbero essere alla fine di un ciclo, cioè continua a stare nel mondo del calcio, a tenere il Napoli, però ci può sentire anche per l'età è tutto appagato. Oppure l'appetito lo viene mangiando, cioè si è tolta quest'ansia che gli chiedevano lo scudetto e
È arrivato. Quindi il primo, perché comunque dovete considerare, anche perché Agnelli è stato, diciamo, accompagnato alla porta dal cugino, che De Laurentiis scusa, non l'allenatore, è il presidente più anziano della Serie A. Per anziano, ripeto, soprattutto chi è nuovo, non mi permetterei mai di riferirmi all'età anagrafica, perché poi è un ragazzino, nel senso è quello che è da più anni alla guida di una società che noi abbiamo visto hanno cambiato anche 4 proprietà, e parliamo di Inter e Milan, che vabbè, sul Milan ancora dobbiamo capire di chi è, chi l'ha comprato, se è vero che poi fu comprato qualcuno. Sul Milan ci sono tante ombre, però tranne la famiglia Agnelli, adesso al nuovo presidente, la Fiorentina ha cambiato 3 proprietà, la Sampdoria non ne contiamo, il Parma, tutte, Inter, da Moratti a Toir, poi tutte hanno cambiato più proprietà. Quindi lui in realtà è quello più anzianità di servizio, mi riferivo. Quindi potrebbe anche essere, diciamo, arrivato alla sua fine del ciclo. Lui aveva detto 5 più 5 più 5, sta facendo 20 anni, no? 5 per andare in Serie A, 5 per attestarci nelle zone europee, 5 per vincere. Aveva vinto nei primi 15 e sforato per ragioni che abbiamo già intuito, no? Quindi teoricamente potrebbe aver... Da un punto di vista calcistico no, perché abbiamo preso o stiamo per riscattare tutti i ragazzi giovani che potrebbero rimanere così, come potrebbero diventare devastanti. Noi non sappiamo qual è il futuro di Raspadori, perché può anche non migliorare, però può essere un giocatore velenoso. Intanto ha dimostrato che, come Simeone è più grande, no? di far gol pesanti, e nonostante una stagione non lineare, non solo per il minutaggio, anche per gli infortuni. Quindi dal punto di vista della squadra, non è una squadra vecchia di 35 anni come quella di Conte, che prese tutti giocatori plurivincitori, no, è chiaro, qualcuno potrà partire, ma potrà essere sostituito, come abbiamo preso Kvara, altri talenti. Però sempre dipende chi sarà. Certo, non dobbiamo veramente sottovalutare l'importanza devastante di aver portato uno scudetto in una squadra che non sia Juve e Milan, perché poi l'Inter ha potuto vincere semplicemente perché grazie alle prove, le cose, è uscita prima Calciopoli, altrimenti sarebbero rimasti 2 squadre a vincere lo scudetto, manco 3 per dire così. E questo significa tantissimo, verrà sminuito, a parte il folklore, Pulcinella, cosa, invece significa tantissimo. Quando Napoli prese Maradona e poi vinse il primo anno, dovevi mettere gli alligatori, la corrente elettrica e le sentinelle, perché tutti volevano venire a giocare nel Napoli Maradona, e potevi avere solo 2 stranieri. Il Napoli vinse lo scudetto con un solo straniere, perché vendette Daniel Bertoni, e poi il secondo c'era il limite di 3 stranieri, sappiamo, Alemao e Careca. Però veramente, cioè il Napoli aveva il centrocampo con prima De Napoli, poi Crippa, cioè il centrocampo della nazionale. Vincere e avere una squadra di qualità attira moltissimo. Il potere attrattivo di dire sempre sì, stiamo facendo cose meravigliose, stiamo quelle frasi mazzarriane, però poi alla fine non vinci nulla. I giocatori vogliono andare dove si vince, oltre che dove ti pagano bene. Poi lì è una questione di uomini, nel senso di ciascuno di noi ha degli obiettivi, è chiaro. Sì, c'è da dire che la vita di uno sportivo, per quanto mi taccio, si è parecchio allungata rispetto al passato, no? Però non è la vita di un artista. La vita di un artista è a volte anche infinita, cioè muore sulle tavole del palcoscenico, è capitato svariate volte, no? Però pensate, nel mio amato cinema, non vi faccio l'elenco alla Salvini, che ci sono decine di registi che girano a 90 anni, non a 70 anni, no? La vita di un calciatore, anche se adesso è diventata ventennale, che era impensabile prima, se tu un anno un problema di famiglia e un anno hai avuto un infortunio grave, quest'anno sono stato un po' deconcentrato, quest'anno non mi sono preso con l'allenatore, 10 anni buoni. Quanto ha inciso nella sua vita, poi ha guadagnato una marea di soldi. Balotelli avrà guadagnato, penso, di più di Di Lorenzo, non mi permetto di fare i conti in tasca, però Di Lorenzo alzerà il trofeo, rimarrà nella leggenda come il capitano del Napoli. Quindi
tante cose, però il potere attrattivo, siccome non sono tutti uguali, ci sono una persona che può decidere come Chiesa era il pallino di De Laurentiis, offrì 90 milioni a Della Valle, gli aveva promesso, poi l'ha preso la Juve con finanza creativa, nei primi 2 anni gratis, poi spalmati in 5 anni in base al rendimento. È complesso, però insomma, di nuovo questo ciclo dipende dalla famiglia, dalla proprietà, dai giocatori. È l'elemento meno debole, secondo me, che i tifosi sono preoccupati, invece l'elemento, perché innanzitutto si è vinto, tu non vai più nella società che dici no, sta facendo, e tutti ti fanno quelle frasi di convenienza, bellissime cose, perché poi vincere è un discorso che facciamo per i nuovi, ragazzi, in questo periodo sto buttando, mi piange il cuore, piccolissimo inciso personale, ma è legato a voi, le videocassette che all'epoca mi costavano un patrimonio, ma ci ho messo una vita, no, a soddisfarlo. Ma è un'invenzione, definire vetusta è un termine vetusto, scusate questo gioco di parole, no? Perché sono diventati vetusti, non i DVD e Blu-ray, cioè, ormai è tutto liquido in streaming, cosa, su una chiavetta. La coppa esiste dagli antichi greci, è un'invenzione che nessuno è riuscito a sostituire. L'idea che ci sono giocatori, che sia Koulibaly o Sergio Ramos, attenzione, che si dorme da capitano la coppa, perché il bacio quando la vince è un potere attrattivo enorme. A un certo punto, chiaro che se passi da 600.000 euro all'anno a 20 milioni ti cambia la vita, ne passi da 6 a 8, però vinci la coppa. Ho detto, avevo paura a toccarlo. E adesso sì, cioè, pensate a questa cosa, cioè, l'invenzione della coppa ha passato guerre, secoli, mode, cambiano i materiali, chiaramente, al tipo delle Olimpiadi erano solamente nobili, non c'era il silver plate o le leghe o sintetiche o oro e argento, però è un potere estremamente seducente, quindi quest'anno la Coppa la alziamo noi, la baciamo noi, i giocatori se la faranno la foto, verrà esposta in città, spero, visto che non abbiamo un museo, cioè spero che la società e il comune organizzino qualcosa per permettere alla cittadinanza di ammirarla, perché all'epoca di Maradona non esisteva il trofeo del campionato. Giusto. Entriamo nell'ultimo quarto d'ora, amici bellini, perché perché mi voglio andare a rivedere la partita in realtà. Domanda marzulliana per Guido: se questo campionato fosse trasposto in un film, quale sarebbe il titolo più appropriato? O vuoi finire vuoi vedere che finisca? Marzullo è molto più ricco di me, ma facciamo domande molto diverse, caro signor Pasquale. No, mi permetto. Tra l'altro spesso a Venezia me lo trovavo seduto a fianco nei traghetti, non mai in sala. Mi piacerebbe, che non c'entra nulla, è una cosa che mi è venuta in mente adesso, perché io sono un uomo romantico, il bacio che aspettavo. Le mie associazioni non sono così lineari, nel senso fuga per la vittoria. No, quello è quello che diranno tutti. C'è stata in conferenza stampa l'ennesima domanda, sliding doors, cioè che palle, mamma mia. Basta, no, il bacio che aspettavo. Ma perché non ne sanno tanti film, quindi non posso nemmeno prenderli. Perché oggi c'è stata una bellissima iniziativa che chiaramente Valerio e molte amiche belline, amici bellini più o meno l'hanno anticipata, mi hanno chiesto il pensiero a tutte le persone che purtroppo non ci sono più, no? Era quella di andare con 2 bandiere, una per se stessi e una per un caro, una cara che non poteva partecipare fisicamente. Nonostante sia cambiato il tessuto sociale, nonostante ci sia un abbruttimento generale, insomma, in questo periodo sociale, insomma, in Italia, io voglio sperare, continuo a pensare che Napoli mantenga questa idea decrescenziana, no, della città d'amore. E a me piacque quando agli ennesimi insulti di Verona la settimana dopo ci fu io vi amo, no? Noi amiamo tutti, quella cosa sulla curva. Allora, il bacio che aspettavo
perché a parte è un film delizioso, eccetera, e non è il bacio romantico di Wong Kar-wai. Il primo bacio, sapete, il bacio è una bella domanda. Forse uno degli elementi più democratici al mondo. Perché i maschietti hanno paura del bacio? No? Perché il bacio è una delle poche cose dove si è totalmente alla pari. Qui dovrei entrare, anche se siamo in fascia protetta, è un argomento molto delicato su quello della sessualità, vero? Quindi mettiamolo a lato perché preferiscono parlare. Però se vi ci pensate, il bacio è una doppia penetrazione. E molto spesso si dice i maschi non sanno baciare, allora tu ti devi far insegnare a qualcuno che fa baciare. Un maschio che sa baciare bene testimonia una grande generosità. Spesso non è detto che sia sempre così, però le persone... Però mi è sempre piaciuto, vengo alla mia vera età di 50 anni, continuo a definirmi un po' micione, no? Quando smetti di baciare c'è un brutto segno, no? Però il primo bacio è una cosa che desideri quando ne parli con gli amici, con le amiche, ci sono leggende su come ti sei esercitato, no? Quindi il primo bacio veramente non si scorda mai, tantissimo, ed è un momento bellissimo quindi questo bacio che aspettava la protagonista, è un film piccolo, e noi questo momento di gioia l'aspettavamo. Perché mi è venuta poi una domanda, no? L'aspettavamo, ci ha creato sofferenza, delusione, anche umiliazioni passate nel corso di questi anni per delle situazioni. Io vi sto preparando una sorpresa specialissima. Speravo che oggi si vincesse, ma se non dovesse succedere, ho detto succederà, sarà una cosa simpaticissima di dove io mi troverò. Non ve lo dico perché è una beffa incredibile dove io mi troverò, che nella città più sbagliata possibile io mi dovrò trovare quando il Napoli vince lo scudetto. Cioè, voi potete immaginare dove uno sulla città, i casi della vita. E quindi il bacio che aspettavamo, perché lo aspettavamo, perché siamo donne e uomini di amore, e perché ce lo meritavamo, e perché poi il ricordo sarà speciale. Io mi voglio far da parte, nel senso, perché mi parlavo con delle amiche, con mia moglie, dicevano tutta questa cosa qui. Ho detto no, invece la frase che mi ha detto Spalletti, ha detto a tutti noi, quindi mi ha molto colpito, ne parlavamo spesso con Valerio, veramente questo deve essere lo scudetto delle bambine e dei bambini. Io ero nell'età giusta quando abbiamo vinto il primo e il secondo, no? Non che non voglio godere di questo scudetto, però voglio cederlo, il 90% della gioia che proverò voglio cedere alle generazioni più giovani che hanno sofferto in questi anni tante umiliazioni. Il bacio che aspettavo. Questa è la mia citazione. Scusate la lunghezza, però se no veramente dici, ma che c'entra un banale film romantico di un figlio d'arte con questo film? Perché il bacio è veramente un momento unico della nostra vita, e questo deve essere il rischio che verrà banalizzato, verrà sminuito, verrà anche brutalizzato, no? Gli scandali, il Napoli ha vinto, il palazzo, compensazione. E voi ricordatevi di queste parole. Il bacio che aspetto. Non fate rovinare il vostro bacio romantico dal brutto che ci sarà intorno. Quindi dobbiamo ringraziare questa bellissima domanda, perché ci preserva dal brutto che noi sappiamo avverrà in questa settimana. Ritornando un pochino al campo, Armando chiede, domanda per Guido, non trova che Kvara sia troppo spostato sulla linea laterale? Se si accentra può essere devastante. Sto dicendo un sacco di banalità oggi, più del solito. Cerchiamo di trovare un po' di dignità e di compostezza. Il Napoli, soprattutto grazie a Fabian Rui, l'altro anno è stata la società che ha segnato, la squadra che ha segnato più gol da fuori area, tra l'altro bellissimi di Fabian Rui. Quest'anno ne ha segnato solo uno, con Kvara mi sembra, se ricordo bene. Contro il Monza. Non solo, adesso si sta giocando quasi come uno schema del basket, quando io me ne vado uno contro, voglio tutti in basso, penetrazione, scarico, quindi si cerca l'uno contro l'uno, l'uno contro due, l'uno contro tre, però poi non giochiamo sul lato debole, visto che se tre vanno a triplicarlo, qualcuno deve essere libero. È vero, molto spostato sulla fascia,
sicuro sicuramente dei suoi mezzi, però era il giocatore che oggi ha fatto un tiro, è stato un po' alto, però è quello che ci ha provato. Noi dobbiamo riprovare non solo la sua, diciamo, dinamicità, che ci sono state partite, pensavo a quelle in Champions, dove è stato non solo bello a vedersi e devastante, però pensate a partite come in questo periodo, no? Quello col Verone oggi, alternare, no? Il fuori e il dentro come in pallacanestro, il gioco con le alle forti e con le guardie. Quindi Zelinski eppure qualche bella castagna l'ha fatta nella sua carriera. Detto un punto dove io penso già al futuro, dove dobbiamo migliorare, un solo gol è troppo poco. Ci si è soffermati giustamente perché è il dato più facile e più immediato a leggere, che non abbiamo segnato calci di punizione dirette, ma da tanto tempo, da Milik. Abbiamo sbagliato troppi rigori, è vero, ma anche i tiri da fuori. Io sono curioso di sapere se poi anche sta nelle sue corde, nel suo bagaglio, anche la capacità di avere quei 2 o 3 gol da fuori, perché quest'anno abbiamo trovato, e non pochi, dei gol da palla inattiva, gol di testa tanti, però oltre il fatto che è troppo spostato sulla linea laterale e non ha giocato sulla sovrapposizione di Olivera, ma perché comunque Olivera è dall'altro lato di Lorenzo, praticamente molto spesso sembrano 2 mezzale a Lams dentro il campo. Però non dimentichiamo non solo il gas e l'acqua aperta, che esiste anche il gol fuori area, e siamo passati dalla squadra che ne ha fatti di più in Europa a una squadra che ne ha fatti uno solo. Chiaro, siamo migliorati in altri aspetti, certo, non è che siamo questo parla male del Napoli, però ritrovare anche lo smalto da lì poteva essere utile a scardinare determinate partite, ma non solo perché tu segni, ma perché costringi l'avversario a venirti incontro, perché sa che tu comunque da lì ci tiri, e non essere così schiacciato dentro l'area di rigore. E così non ti dà la profondità, perché poi le squadre ti studiano e vedono che tu comunque tiri poco e non becchi la porta dopo. Quindi, certo. E Kvara secondo me è uno che spero, anche perché è molto giovane. Fabiano Ruiz lo dimostrò da subito che aveva questo tiro mortifero incredibile. Potrebbe essere, poi può darsi che non lo avrà mai nella sua carriera, però io ci spero che, come dissi, che il Politano può diventare molto forte se cambia nel suo bagaglio anche determinati movimenti. Potrebbe essere non solo un gioco dai e vai, anche una triangolazione dai e vai, perché lui molto spesso proprio sta cercando l'1 contro 1, e invece cercare il dai e vai, la triangolazione veloce col compagno, lì ti costringe il difensore, poi mi devo venire addosso a fare delle scelte, così è molto facile la scelta che devono fare. Come nel gol con l'Ajax. Esattamente. Ma anche sì. Un dai e vai che fece Anghissà. Anghissà con Mario Lui, come no. Ce ne sono tanti esempi. Io aggiungo a quello che ha detto Guido, secondo me molto bene, che secondo me Kvara deve riposare, cioè che sta esausto, e quindi la linea lo aiuta perché c'è un avversario in meno a sinistra. Se ti accentri vieni circondato, non è più una raddoppio di marcatura, ma arrivano in 3 e in 4, quindi almeno la linea lo aiuta sotto questo punto di vista, ma secondo me si accentrerà anche partendo dall'esterno e ritornerà a essere devastante appena si riposa un pochino, perché non si ferma da mai. C'è da dire che il Napoli le ha giocate tutte le partite, anche quelle che non sono andate bene. Napoli per il mio malumore ha sbagliato una grande partita, dove il malumore, anche se io ho dato la regola 1 minuto, è stata partita in casa con la Lazio, manco quella col Milan, però è una partita strana, dove ha fatto tutta la partita, quelli hanno fatto catenaccio, però ha sbagliato nel senso che non ha, rispetto a oggi che ha cambiato un po' di cosa, non ha avuto la lucidità immediata di cambiare prima di quanto ha fatto, insomma, l'impostazione della gara, anche perché poi la Lazio non ha cambiato minimamente il piano gara, perché è stata, e quella mi ha dato molto fastidio, dico la verità. Pensate alla stagione di Inter Milan, che quante partite hanno fatto? 15, 16, vogliamo di essere buone 20, si sono prese tante vacanze, invece il Napoli è stato sul pezzo, poi diceva ha perso a Milano perché dopo le pause con la natalizia, però è stato lì a battere tutte, e quindi il logorio c'è.
altre squadre, le partite, detto, dobbiamo scendere in campo perché insomma il nostro lavoro ti logora di meno. Non a caso poi hai beccato 20 punti di distacco, che sono anche pochi per quello che è espresso il campionato. Quindi ci sta che questi giocatori stiano anche un po' rifiatando. E c'è anche un altro aspetto, e chiudo su questa cosa, che voi sottovalutate su certi dati, che invece è un dato importantissimo. Noi facciamo pochi falli e prendiamo tanti falli, cioè tu non li senti perché li vedi dal televisore, però questi sono giocatori. Kvara è uno che di calcioni li ha presi durante la stagione, e fai oggi, fai domani, incominci a sentirli, no? Cioè, avere un certo tipo di è come il portiere di una grande squadra che deve fare 2 parate e non stare sempre come Ochoa, che può farsi bello perché è chiamato a intervenire molto spesso. Quindi ci sono tanti aspetti, un campionato tirato a 1000, una pausa che non si è mai avuta, che ti può spezzare il ritmo. Sono umani e li accettiamo così. Napoli è sempre primo, perché 324 è la squadra che ne fa di meno, e Maestro Sarri 335, giusto il tanto decantato, con 42 gialli, no? Non vi dico le altre squadre perché è imbarazzante il distacco. Vabbè, Io l'abbiamo detto tutto l'anno. Sì. Ma siamo contenti anche di questo. Così. Spalletti fa sempre gli stessi cambi, perché non ci fa vedere le caratteristiche degli altri della rosa? Ma questo è un pallino che io vi dissi a un certo punto, poi vi ho fatto vedere anche come si è alzato il minutaggio, nel senso che i cambi adesso sono più tardivi rispetto alla prima parte del campionato, prima dell'interruzione per alcuni, per i mondiali, perché altri invece non si sono per niente fermati, sono andati a giocare i mondiali. È diventato più conservatore perché quando si vince poi ci si aggrappa sulle cose sicure che tu hai, no? L'ultimo cambio ha una media, fatemi aprire il file, proprio bassa, 88 minuti, cioè un cambio tecnico, ma non per cambiare la partita, diciamo. Quindi, ed è vero, ma perché alla fine la coperta sostituzioni, scusa, è la coperta, cioè tu vuoi vincere. Lui ha pensato che questa è la strada, sì, cioè prima della pausa, no? Era 84 minuti, adesso è arrivato a 88 minuti, quindi diciamo, ma sono solo 4 minuti. Il punto è il terzo cambio, che prima era 70 minuti precisi, adesso è 77-38, sono 7 minuti dopo, però sono 7 minuti quasi alla fine partita, quindi i primi erano, per dire, 57 e 62, adesso 64 e 69. Alessio, queste statistiche Guido le prende lui, sono sue, non vanno su nessun sito, è il suo computer in remoto. Se cade il wifi, queste statistiche Guido le ha. Questa è la particolarità, e il mio ospite è così, non deve andare su nessun sito sì, web. e mi permetto di dire che poi almeno sui numeri sono veramente precisi, nel senso che sono un lavoro certo, ti crei un sistema, un database, e poi ogni settimana di tutte le squadre ti devi mettere, devi inserire, è lunghissima la notte, però la passione ti fa fare le inserisci dal database che sono sempre più precisi, della UEFA, del sito della Lega Calcio, perché a me fa abbastanza arrabbiare quando dicono Simeone ha giocato 400 minuti, no, sono 500. Però ormai il calcio è sempre più, non solo informatizzato, sempre più attento, pagano fior non solo di analisti, ma di esperti di vari settori, quindi rimanere indietro è sbagliato, nel senso che l'aspetto romantico dell'emozione della partita io non solo non ve la voglio togliere, ma deve rimanere pura e sacra. Prima e dopo rimanere ancorati a un'idea un po' sciatta e superficiale, insomma, rischia di farti diventare anacronistico, e poi più addetto a un certo tipo di strumentalizzazione. 11 finale, sì. Tra l'altro una mente fragile, no? Veramente a quello schemino che esce, ci crede, rimane un po' suggestionato, può avere anche 5 minuti di paura.
una mente analitica si fa una risata e dico sì. Il proverbio cinese, Valerio, ricordati. Sai cosa diceva questo proverbio cinese? Cosa diceva? Che qualche volta si è vista un'aquila volare all'altezza di una gallina, ma non si è mai vista una gallina volare all'altezza di un'aquila. Sipario. Ultima domanda per il nostro Guido Gentile. Egregio dottor Gentile, buonasera. Data la certa Serie B della Juve, dice il nostro amico, quali giocatori potrebbe prendere il Napoli in caso di retrocessione di quest'ultimo? La ringrazio per essere fonte di ispirazione. Il giocatore più forte della Juve è Rabiot. In questo momento sì. È proprio fuori scala rispetto a quella squadra. Mi permetto, sapete che io sono maradoniano, io voglio vincere con gli altri che hanno l'organico al completo, chiaramente realmente. Cioè, sì, Maradona la mano di Dio, poi ce ne parli, se no qualcuno ha fatto una scorrettezza che è diventata poesia, canzone, letteratura, icona, cioè, almeno è diventata famosa. Anche il gesto politico fu sbagliato, il suo grande preparatore li ha sempre rimproverato, signorina. Così prevedo qualcuno che possa fare così. Mi sembra fuori scala come qualità e mentalità rispetto a una squadra che gioca veramente male, e non sono anti-juventino, cioè io quando vedo una squadra giocare bene, e d'altronde stanno uscendo spifferi che sono meno convinti, anche perché sono una nuova generazione rispetto a quello zoccolo duro, BBC eccetera, che ha fatto grande Allegri, certi scudetti. Cioè, se noi guardiamo i cartellini, gli ingaggi che sono nettamente superiori al Napoli, anche giocatori che hanno vinto trofei importanti, è la genialità. Per me, io considero l'unico grande genio della Serie A Allegri, cioè, Allegri è un genio perché riesce, non dico per un'idea, a far giocare sempre peggio ogni anno la sua squadra. Ci vuole solo un genio può fare una cosa del genere, perché anche è veramente forte come giocatore, no? Ma anche se rimane in Serie A io non credo ci siano le condizioni, cioè, per rimanere, cioè, quello lo porterei via subito perché centrocampo tanta roba. Il Napoli chiaramente non possiamo fare questo discorso, no? Perché è un discorso idealista, utopista sul nulla. Avrebbe bisogno di 3 pedine, un vice, un sostituto di Di Lorenzo, un vice Lobotka e un altro centrocampista pari di Anghissà. Poi non devi toccare nulla, però bisogna, quello sicuramente sì. Sta molto deludendo, e io sono contento che non venga a Napoli, Chiesa. Poi dalle intercettazioni si sentono gli stessi dirigenti della Juve, dicono che il suo procuratore chiede solo soldi, pensa sono soldi all'aumento. È vero che ha avuto un brutto infortunio, ma mi è sembrato sempre un giocatore incostante, dove tra l'altro non fa bene le due fasi, cioè velenoso nella fase di attacco, molto lacunoso nella fase difensiva. Il calcio ormai è diventato sempre più importante avere un certo equilibrio nelle due fasi che non sono più così separate come se fosse una partita di baseball, no? Non è il baseball. Quindi, e non è più un ventenne Chiesa, poi ha dei gran colpi come giocatore. Invece Rabiot mi sembra proprio un giocatore che tra l'altro può ancora migliorare. E si chiedono di Vlahovic, secondo te è un giocatore recuperabile? Noi lo diciamo in diretta, permettetemi. Dissi, ma guarda, perché ripeto, se qua entra dello Juventino, ecco i soliti, no. Io le dissi subito, mi dispiace per il ragazzo che sta perdendo un'opportunità di andare in Inghilterra, o quindi o non crede ai suoi mezzi, o qua ci sono i procuratori, questo chiaramente commesso, pensa solo ai suoi affari, però tra l'altro si parlava di Arsenal, l'Arsenal che adesso si trova, che gli serviva come il pane, poi può darsi pure che non sfondi, perché ti confronti col massimo del calcio europeo, però almeno vedi che ti confronti con certo, Valerio, però allenarsi con dei grandi talenti non è tempo perso. Noi due facciamo un lavoro simile in campi diversi, e l'errore che non bisogna fare, forse è più facilitato perché non vivi in Italia e subisci meno lo spirito delle raccomandazioni, perché in America comunque il talento emerge sempre, cioè è solo una questione di tempo. Ma questo è un discorso troppo delicato, che
confrontarsi con i migliori non deve essere una forma di paura, ma non solo una forma di grande gioia, ma di arricchimento, ma uno stimolo a dare il famoso 115%. E tu scopri che tu hai dato qualcosa che non immaginavi di avere dentro di te, ma poi chiaramente sentire anche un consiglio, che sia un grande attore, un grande musicista, sono tutte quelle forme di bagaglio, e allenarsi ogni settimana. Zola l'ha sempre detto, l'altra volta una persona molto intelligente che lo citò per un campo dirigenziale, sicuramente aveva dei piedi fatati, un gran carattere, però lui lo diceva, cioè io mi rimanevo a allenare con Maradona sicuramente come tutte le persone geniali ti conosce e non ha poi il talento, però allenarsi con Maradona non solo nelle punizioni piuttosto che con Guido Gentili non è la stessa cosa. A me dispiace perché era un'ira di Dio e ha avuto un'involuzione incredibile. Mi dispiace per lui perché, ripeto, io non sono anti nulla. Quindi, chiaro, sono tifoso di una squadra, quindi chiaramente se vince la mia squadra sono molto più felice. Però abbiamo perso un grande talento. Ricordiamoci che uno che abbatteva il Milan mi sembra proprio spento, non crede proprio più a se stesso, no, Spalletti, scusate, ma Allegri lui si arrabbia con Adani, ma questi litigi poi li lascio a loro due, anche perché sono fatti loro. Però l'avevamo detto, mi dà fastidio dire l'avevo detto. No, ce l'ho. Voglio ringraziare, è un super sticker che non possiamo vedere da qua, ma che la chat può vedere, e ringrazio Giovanni. Guido, noi rimandiamo, noi non semplicemente rimandiamo, è come un'altra curva regalata che possiamo fare analisi e non c'è ancora da sbrodolare nell'esplosione di gioia. Fa piacere. Però ricordiamoci che sia un elemento di crescita per l'ambiente, che così può imparare a non essere strumentalizzato, può imparare a diventare anche più forte rispetto agli insulti, alle speculazioni. Adesso si parla di meme, c'è una straordinaria attrice, quella che spaccò il mondo in Kick-Ass, ma in realtà già si era fatta notare in un film piccolino che si chiama 500 giorni insieme, era la sorella del protagonista, Joseph Gordon-Lewis, attrice che è diventata di grandissimo talento, e lei ultimamente, ma l'aveva già detto, di quanto abbia sofferto per un meme contenuto in una puntata di Griffith. E stiamo parlando di un'attrice hollywoodiana che ha fatto anche film di grande successo, per dire. Ed è una bellissima ragazza, tra l'altro, che non guasta nella vita, ma mi interessa più il talento. Però ho detto, quindi anche i grandi attori fanno male i meme, no? Alla fine adesso Keanu Reeves l'ha fatto diventare un'arma a suo favore, ma all'inizio il sad Keanu, no, dava fastidio anche lui. Salutiamo Keanu, che è meraviglioso, deve essere assolutamente il mio prossimo video, John Wick. Quindi questo rimando sicuramente ha fatto dispiacere tanti bambini allo stadio, però per noi che siamo più adulti, soprattutto chi ha un certo tipo di fascia d'età più giovane, molto più giovane di me, sia un elemento di crescita, di riflessione, perché è meglio essere liberi e gioiosi che soggetti passivi, perché poi sei strumentalizzato non solo su una cosa sostanzialmente trascurabile e banale, per quanto di fonte di grandi emozioni come il calcio rispetto a altre cose, però poi la regola è la stessa. Sono stato lungo, noioso, inutile, ma solo incravattato, perciò mi scuso, però non siate tristi, questo è importante, non siate tristi, forse il destino ha voluto che io mi trovassi, io sto ridendo per questa cosa, poi probabilmente sì, perché vado proprio in un avamposto di grandissima integrazione, e io ci andrò proprio, farò con la bandiera, quindi già prevedo una persona, dice, che fai? Ma e io non ci stavo proprio a pensare, perché questa cosa, quindi non è che dice, speriamo che succeda, perché no, altrimenti pure io cadrei, però per forza questa settimana, cioè, un punto lo dobbiamo fare, no? Un punto lo dobbiamo fare.
Un abbraccio a tutti, state sereni, saluto le amiche Belline e gli amici Bellini, saluto Valerio, splendido patrone di casa, e Forza Napoli sempre. Altro grande incasso, e qui chi sarà contento? Il cassiere del San Paolo, perché altri 54.000 spettatori per Napoli-Fiorentina. Ecco, forse se c'è una persona felice in questo È momento. proprio lui. Un abbraccio a tutti. Grazie Guido Gentile, che trovate su Guido Gentile piano sequenza. E nel frattempo volevo ringraziare tutti voi che mi state dando anche una mano tecnicamente. Oggi lo state veramente era come negli anni del ritorno di Serie A, grazie, bisognerebbe essere sempre così, ed è un ottimo auspicio. Ringrazio Alessio per la cosa tecnica, hai ragione, devo aiutare, devo sistemare un po' di link. Voi lo sapete, io chiudo sempre in un certo modo, però questa volta questa è una citazione che viene e mi aiuta, mi aiuterebbe Guido Gentile, ma mi è venuta tramite un'altra persona. If you want to make God laugh, tell him about your plans. La traduzione non ve la voglio nemmeno spiegare, perché gli amici Bellini sanno, e sanno bene cosa significa.